Buongiorno a tutti, benvenuti. Iniziamo questo incontro promosso da Veneto Welfare con lo scopo di approfondire il tema del welfare e la bilateralità. Non vi nascondo che questo passaggio che stiamo facendo oggi e che è partito con la legge 15 del 2017, con cui è stato attivato il percorso di una maggiore attenzione da parte della Regione Veneto ai temi del welfare contrattuale territoriale, è un punto interessante di svolta, nel senso che portiamo a frutto una riflessione relativamente al rapporto bilateralità e welfare. In particolare il tema del welfare aziendale, che può rappresentare un canale interessante di incremento del reddito disponibile per i lavoratori, chiaramente complementare a tutti gli interventi che verranno posti in ordine al cuneo fiscale, può rappresentare una partita interessante da giocare proprio attraverso la bilateralità contrattuale. Ne parleremo con Emanuele Massagli e con Franca Maino, con cui in particolare andremo ad affrontare il tema della bilateralità e il terzo settore. Poi successivamente ascolteremo il punto di vista del Fondo Solidarietà Veneto e di Sanin Veneto, oltre al punto di vista dell'ente bilaterale dell'artigianato. Poi concluderemo la discussione con i rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali sul tema. L'assessore Elena Donazzan, di cui porto il saluto, non è in grado di collegarsi perché ha un impegno esterno e mi indica sostanzialmente di porgervi il suo saluto e il suo interesse soprattutto allo sviluppo del tema welfare e bilateralità come fattore di qualità del sistema del lavoro nella nostra regione. Cedo a questo punto la parola a Silvia Cavallarin, che per conto di Veneto Welfare è la coordinatrice di questa unità organizzativa. Prego Silvia. Grazie al direttore, buongiorno a tutti. Io coordino l'unità operativa Veneto Welfare, l'UO7 all'interno di Veneto Lavoro. Vi dico due parole a che punto sono i lavori di Veneto Welfare. Veneto Welfare, come immagino già saprete, nasce nel 2017 con la legge numero 15 e l'intento è sostanzialmente quello di creare un sistema di welfare integrativo. La legge stabilisce una forma di certificazione delle forme di welfare presenti all'interno del territorio veneto e suddivisa in diverse sezioni, tra cui la previdenza complementare, la sanità integrativa, la bilateralità, il welfare aziendale e tutte le altre forme di welfare. Quale caratteristica ha però questo sistema che vuole valorizzare le forme di welfare presenti nel territorio veneto? Ha delle caratteristiche particolari, bisogna avere delle caratteristiche particolari per essere accreditati. Uno è la presenza sul territorio e la seconda è il ritorno di investimenti nell'economia regionale. Siamo reduci ieri da un incontro delle unità di crisi in cui qualcuno ha detto le multinazionali vengono qua, hanno portato via tutto, hanno smantellato tutto e poi se ne vanno. La ratio del sistema di accreditamento delle forme di welfare è che ci sia una governance all'interno della Regione Veneto e che gli investimenti dei fondi siano all'interno della Regione Veneto per favorire
giustamente l'economia del nostro territorio. Quindi abbiamo dato, praticamente con l'unità operativa, abbiamo dato operatività a questo sistema di certificazione, che è il primo sistema di certificazione in Italia. Abbiamo costituito il comitato tecnico di Veneto Welfare, che ha una funzione istruttoria rispetto a chi chiede l'accreditamento, e ringrazio qui della presenza dei componenti del comitato tecnico il dottor Ferruccio Righetto, il dottor Luca Romano e il dottor Mirko Castellere. Quindi c'è questa funzione di istruttoria che il comitato tecnico va sostanzialmente ad aiutare Veneto Welfare nel vedere se chi chiede l'accreditamento ha sostanzialmente le carte in regola. Al momento tutti gli enti che hanno fatto domanda sono stati accreditati o sono in via di accreditamento, e quindi adesso il comitato tecnico insieme all'unità operativa Veneto Welfare ragionerà per il prossimo anno su come mettere a frutto questa certificazione, al di là che sia un qualcosa da mettere sulle locandine, sulla carta intestata, che anche questo riconoscimento giustamente c'è, ma dargli un valore maggiore rispetto a bandi o finanziamenti. Il tutto, e poi mi taccio e lascio la parola alla parte della mattinata accademica, noi stiamo portando avanti anche l'osservatorio sul welfare all'interno della nostra unità operativa. Nel momento sono in corso 2 ricerche, una sulla contrattazione collettiva di secondo livello e welfare aziendale, e una sul welfare territoriale. Nel mentre stavamo conducendo questa ricerca sono stati fatti anche altri 3 convegni prima di questo. Infatti questa rassegna di congressi si chiama Le stagioni del welfare. Abbiamo trattato le casse previdenziali, il welfare nelle piccole aziende, abbiamo presentato il rapporto sul secondo welfare della professoressa Franca Maino, ed oggi siamo qui a parlare della bilateralità. Parliamo della bilateralità perché si configura come un importantissimo strumento di partecipazione sociale e concorre a realizzare quella società democratica di cui parla anche la nostra Costituzione, ed è fondata dall'apporto delle parti sociali che sono l'espressione della società civile. Quindi a noi premeva molto fare questo momento di confronto oggi, in cui effettivamente raccontare le buone prassi e far emergere anche magari ciò che si può migliorare, affinché noi possiamo dopo allo stesso legislatore portare le modifiche che noi vorremmo. Quindi ciò che emergerà da questo dibattito di oggi andrà all'interno del nostro terzo quaderno sul welfare, che è una pubblicazione che ogni anno noi come unità operativa produciamo. Allora adesso io chiamerei qui al tavolo il professor Emanuele Massagli, che è docente di pedagogia del lavoro all'Università LUMSA di Roma ed è anche l'Associazione Italiana per il Welfare Aziendale. Al professor Massagli abbiamo dato un titolo da sviluppare questa mattina, che è questo: tra bilateralità e welfare. Grazie, innanzitutto grazie dell'invito oggi, è un'occasione preziosa per discutere di un argomento che non è molto battuto tra chi si occupa di welfare aziendale, che è il nesso tra il welfare aziendale e la bilateralità, che poi tradotto vuol dire anche il nesso tra il welfare aziendale e una delle più compiute forme di realizzazione di una concezione partecipativa di relazione industriale e contrattazione collettiva. La bilateralità è questo. La bilateralità, come definita nelle definizioni dell'articolo 2 del 276 del 2003 della legge Biagi, è in tutto e per tutto
uno strumento di potenziale governo del mercato del lavoro operato non dal legislatore e dallo Stato, ma dagli attori sociali. Quindi il primo tema sottostante a quello che mi avete chiesto è il rapporto tra il welfare aziendale e il più compiuto frutto potenziale in molti casi e in molti settori, però insomma realizzabile, frutto delle relazioni industriali. E il secondo elemento sottostante a questo argomento è come si può potenziare, diffondere, allargare il welfare aziendale nella micro e piccola impresa, cioè nelle imprese che più facilmente e più efficacemente si rifanno alla bilateralità e hanno bisogno della bilateralità. Quindi non parliamo oggi dei casi di Luxottica, non ci interessa, ma stiamo guardando a un'altra pezzatura. Però è importante guardare a questa pezzatura, perché per quanto Ferrero, Luxottica e Ferrari evidentemente possano godere di una stampa di favore sulle principali media, ogni qual si voglia approvino un premio di produttività o un piano di welfare, e il nostro tessuto imprenditoriale è per la larga parte di micro e piccola impresa, per cui se vogliamo che il welfare aziendale diventi uno strumento vero per tutti della gestione del personale e delle relazioni industriali, deve essere accessibile a tutti. Normativamente il welfare aziendale non discrimina in nessun modo il vantaggio tra la micro e la grande azienda. Chiaro che il valore, il vantaggio economico assoluto risente della pezzatura, del numero di dipendenti che hai, eccetera, ma in termini percentuali il welfare aziendale è la non ricomprensione nel reddito da lavoro di alcuni beni e servizi. Questo vale sia che a farlo sia un oratorio organizzato con un'associazione non riconosciuta, sia un sindacato per i suoi dipendenti al proprio interno, sia una media impresa metalmeccanica o sia una grande impresa dell'industria alimentare. La normativa non cambia. Però il problema si pone rispetto alle bilateralità. Adesso provo a argomentare velocemente su questo, senza essere eccessivamente tecnico per il tempo che mi è stato dato, e poi avrò a breve modo di ritornare su questo tema con alcuni dei presenti, per cui rifletteremo magari anche più sullo specifico della normativa fiscale e tributaria, però due parole su questo lo devo dire. Allora, prima di entrare nel merito delle prospettive del rapporto tra welfare aziendale e bilateralità, mi permetto, anche se la platea è informata, credo, però di definire l'espressione, perché è abbastanza ambigua l'espressione welfare aziendale come utilizzata mediaticamente. Allora, io mi riferirò al termine tecnico, per cui a quello definito dalla normativa. A dire il vero, noi nel nostro ordinamento non abbiamo neanche una norma che chiarisce che cosa sia il welfare aziendale, quindi la definizione è l'interpretazione delle norme, ma possiamo rifarci all'interpretazione prevalente, o quantomeno quella solitamente più vincolante, che è quella dell'Agenzia delle Entrate. Allora, con welfare aziendale definiamo l'insieme di beni, prestazioni, opere o servizi corrisposti dal datore di lavoro al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità sociale e per questo esclusi in tutto o in parte dal reddito di lavoro dipendente. Mi scuso perché capisco che alle 10 di mattina una definizione così risulti un attimino poco digeribile, però vi assicuro che alle 2 di pomeriggio sarebbe peggio, perché almeno adesso siete a stomaco vuoto. Per cui. Allora, cosa ci dice questa definizione? Sottolineo alcuni elementi che mi servono per il ragionamento successivo. Mi dice che siamo nel rapporto datore di lavoro-lavoratore, quindi siamo nel rapporto diretto tra l'impresa e i suoi dipendenti. Attenzione che per l'Agenzia delle Entrate, a differenza dei giuristi del lavoro, il dipendente non è il subordinato, ma è il reddito assimilato al lavoro dipendente. E come sapete qui dentro entrano anche persone che non sono giuslavoristicamente subordinate, tirocinanti, collaboratori come amministratori, eccetera, eccetera. Non rientra la partita IVA, ecco, su questo non ci piove. Però tutto il resto, bene o male, è effettivamente reddito assimilato al lavoro dipendente. Quindi siamo in questa famiglia,
della concessione diretta da datore di lavoro al lavoratore. Beni, prestazioni, opere e servizi non sono sinonimi, ma non stiamo adesso a perdere tempo sulla distinzione, ma ciò che mi interessa evidenziare è che devono essere concessi in natura o sotto forma di rimborso spese, cioè il welfare aziendale non è mai moneta sonante. A tutti i dipendenti o categorie di dipendenti, secondo elemento importante, primo vincolo, il welfare aziendale non è mai moneta sonante. Lo so che ad alcuni piccoli imprenditori questo spiace, però così è. Giustamente, tra l'altro, io sono d'accordo su questo col legislatore, anche se so che dire questo in Veneto può essere pericoloso, però in questo caso sono d'accordo. Secondo, a tutti i dipendenti o categorie di dipendenti. Vincolo ineludibile del welfare aziendale è la sua natura collettiva. Non necessariamente tutti i dipendenti, possono essere anche categorie. Ahimè, su cosa sia una categoria l'agenzia ci aiuta poco, perché quando gli è stato chiesto in numerosi interpelli ha risposto personale di un certo tipo. Capite che il grado di dettaglio di questa risposta non è delle migliori, però ha fatto degli esempi, no? Il punto qual è? Che siano categorie identificabili, sostenibili, facilmente comprensibili. Il terzo turno della giornata, il turno notturno, la sede di Rovigo sì perché è in un territorio considerato problematico e la sede di Treviso no. È una categoria, i dipendenti della sede di Rovigo. Un'altra categoria può essere tutti i commerciali che stanno sempre fuori dall'azienda sì, invece chi è impiegato che sta al calduccio in ufficio no. Va bene, queste sono categorie accettate, ma è importante che, secondo vincolo, la collettività. No moneta, collettività. Ma il terzo vincolo è più importante, e l'ho detto sempre nella definizione, esclusi dal reddito di lavoro dipendente, prego gli imprenditori presenti di non subito concentrarsi su questo aspetto, anche se capisco che subito pensano, ah bene, quindi no tasse no contributi. Sì, è quello il vantaggio. Esclusi dal reddito di lavoro dipendente per la loro finalità sociale. Il terzo vincolo è la finalità sociale. La finalità sociale quindi non è una richiesta etica, non siamo a un livello di motivazionale anglosassone sul quanto deve essere brava l'azienda, è un vincolo normativo, anche laddove eticamente non fosse condiviso, è un vincolo normativo. E l'articolo 51, che è da leggersi insieme al 100 del testo unico delle imposte sui redditi, è costruito così. Chiarisce al comma 1 che tutto ciò che viene scambiato all'interno del rapporto di lavoro è reddito da lavoro, principio di ogni comprensività del reddito. Chiarito questo principio, c'è qualcosa che pur essendo scambiato all'interno del rapporto di lavoro non è reddito da lavoro. Queste eccezioni, la somma di queste eccezioni è il welfare aziendale. La somma delle eccezioni è il principio di ogni comprensività del reddito da lavoro. Queste eccezioni sono analiticamente riportate dal legislatore, non è che si può creare. Sì, si può interpretare soprattutto alcune lettere che indicano le finalità e non i beni e servizi, ma la larga parte di queste eccezioni sono beni e servizi identificati e li conoscete bene: assistenza sanitaria, previdenza complementare, buono pasto, long term care, misure per l'istruzione dei figli, borse di studio, badantato, delle misure per la cura di familiari anziani non autosufficienti, polizze gravi patologie. Sto elencando le lettere del comma 2, trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Le lettere del comma 2 sono andate moltiplicandosi negli anni, per cui il comma 2 ha delle lettere che non coincidono con l'alfabeto italiano, perché ha 4 lettere F, 2 lettere D, non ha la lettera B, insomma è un po' curioso, però è proceduto per stratificazione. Allora, chiarito questo, qual è il nodo che lancio adesso senza appunto analizzarlo nel dettaglio? Il nodo è che mentre la normativa del welfare aziendale è così intesa, ha proceduto speditamente in miglioramento, secondo me. Certo, ampliandosi nascono anche le equivocità, possono nascere gli opportunismi,
ma sbaglia sempre il legislatore quando prova a contrastare l'abuso togliendo una possibilità per tutti. Questo è un modo di normazione problematico sempre. No, per cui capisco che ampliando il welfare aziendale c'è l'imprenditore furbo che prova a sostituire reddito con welfare, e va bene, andatelo a prendere, sanzionatelo, mandatelo a pagare di 20 anni di sanzioni, ma non potete togliere la possibilità a chi invece nella sua impresa usa giustamente lo strumento, no? Però è chiaro che ampliandosi molto, una volta all'anno di fatto dal 2016 ad oggi, il welfare aziendale è cresciuto, e infatti i piani di welfare sono cresciuti circa del 470% dal 2016 ad oggi. In alcuni casi, anzi in molti casi, è emersione di piani già esistenti, ma in buona parte la moltiplicazione è data dal fatto che evidentemente questo è un istituto che risponde a una domanda vera, cioè un bisogno reale di lavoratori e di imprenditori. In effetti, come dicono spesso quelli bravi, è una strategia win-win-win, con 3 win addirittura, perché se è fatta bene vince l'imprenditore che risparmia tasse e contributi, vince il dipendente che ha un netto in servizi che è facilmente mentalmente monetizzabile, perché se io ti pago la retta dell'asilo è vero che non ti ho dato moneta, però è chiaro che tu poi non devi far uscire quella moneta, non è complesso questo, no? Da intuire. Terzo elemento, vince anche lo Stato, perché attenzione che il welfare aziendale, essendo beni, prestazioni, opere e servizi, di fatto genera gettito indiretto, no? Tra IVA, tra persone che lavorano per rispondere a quei servizi, e anche emersione del nero, perché alcuni dei tipici servizi di welfare sono solitamente prestati in nero, no? Piccolo badantato, babysitting, ripetizioni, eccetera, eccetera. Col welfare aziendale, se me lo rimborsa l'azienda, e chiaramente non posso farlo in nero, perché come gli porto la fattura o il cedolino o la giustifica? Allora, la normativa è cresciuta molto negli ultimi anni, abbiamo superato il lustro, siamo ormai arrivati a 6 anni, ma mentre la normativa del welfare cresceva, è indubbio che rimaneva ferma la normativa legata a un altro modo di fare welfare in azienda, che è il tramite degli enti bilaterali. Istituto che però che aveva certamente goduto di legislazione positiva dal 97 pacchetto Treu, di fatto al 2011, che alla fine è la lunga stagione Biagi, se vogliamo, chiamiamola così, no? Sicuramente in quegli anni lì c'è stata una normativa di grande sostegno alla contrattazione di secondo livello, alle parti sociali e alla bilateralità, per alcuni opinabile legittimamente, per altri assolutamente sostenibile, ma questo non mi interessa adesso nella valutazione politica. Però è indubbio, no? Pensate, le norme, la nascita, no? L'affermazione della previdenza complementare, dell'assistenza sanitaria integrativa, la circolare Sacconi che chiarisce il rapporto d'obbligatorietà o meno della bilateralità, ma in una modalità che incoraggia moltissimo la bilateralità rispetto all'erogazione normale, eccetera, eccetera. Bene, questo mondo che era abituato ad avere una normativa di favore, no? Politicamente di favore intendo, si ritrova superato oggi dalla crescita del welfare aziendale, perché oggettivamente da un punto di vista strettamente tributario, insomma, quindi contributivo e fiscale, effettivamente è più conveniente l'erogazione diretta rispetto all'erogazione dell'ente bilaterale. Perché con l'erogazione diretta nel welfare aziendale siamo certi che siamo fuori da tasse e contributi, sull'ente bilaterale abbiamo 2 soluzioni. O è l'ente bilaterale che restituisce la prestazione all'impresa, che la ridà al lavoratore, ma allora rientra in tutto per tutto nel reddito da lavoro del lavoratore, o lo dà direttamente al lavoratore, ma se lo dà direttamente al lavoratore comunque il lavoratore ci sconta l'IRPEF, e infatti l'ente bilaterale di solito produce una CIU a fine anno per il lavoratore. Quindi questo vuol dire che sostanzialmente il lavoratore le tasse lì ce le paga, mentre nell'altro caso non le paga. Non entro nei dettagli del chiarimento dell'Agenzia 2018 solo sulle borse di studio, perché ci perdiamo, però indubbiamente vi è questo divario. Allora, chiarito questo, e chiudo, qual è la tesi operativa, no? Perché è facile per chi fa magari accademia fare diagnostica, è molto comodo, e quindi si dice cosa non va e poi si saluta e si va via, e uno rimane dicendo beh, quindi abbiamo capito, non va, però sarebbe bello anche che dici la cura. Allora, la cura più ragionevole che mi sento di dire è: si mette mano alla norma, e semplicemente, attenzione, noi potremo mettere la mano alla norma in 2 modi.
Portando il welfare verso la bilateralità, errore, perché andiamo verso la normativa più complessa, cioè portiamo uno strumento semplice e lo rendiamo complesso per evitare il dumping tra i due. No, secondo me dobbiamo fare il contrario, diamo alla bilateralità le possibilità del welfare, che gli enti bilaterali, quando erogano i beni e servizi di cui al 51,2, 3 e 4, possano godere dello stesso medesimo trattamento fiscale e contributivo, cioè gli enti bilaterali, quando erogano welfare, di fatto sono in tutto e per tutto dei provider, perché gli enti bilaterali sono più che un provider. Questa secondo me è la strada da seguire, e non è neanche così incredibile o così complessa contrattualmente. Certo, per farlo servono due cose: la volontà politica, o meglio, no, andiamo in ordine, la capacità di capire il problema, che va sicuro, non è sempre così ovvio quando si interloquisce con la politica; la seconda, la volontà di farlo. Terzo, chiaramente un sostegno da parte di chi vive gli enti bilaterali, se lo vogliono fare o meno, ci mancherebbe, ma questa è materia vostra evidentemente. Ecco, se si mettono in fila questi tre elementi, secondo me, visto che voi mi chiedete, no, le prospettive della bilateralità, la prospettiva può essere che l'ente bilaterale continua a fare quello che ha sempre fatto, perché l'ente bilaterale ha sempre fatto governo del mercato del lavoro e welfare, non è che ce lo inventiamo col welfare aziendale. Semplicemente, essendo per fortuna progredita intanto la normativa intorno, che possa farlo senza rimanere indietro. Quindi la prospettiva è che possa fare welfare così come lo fanno gli altri soggetti, senza un'inutile competizione, no, tra soggetti, tra azienda, ente bilaterale, provider, che francamente finisce per far perdere tutti, non è win-win, è lose-lose, no, in questo caso. Per cui mi sembra questo uno spunto di lavoro e sarà da coltivare. Grazie per gli spunti, di riflessione anche riguardo a eventuali modifiche legislative rispetto all'istituto della bilateralità. Adesso do la parola alla professoressa Franca Maino, Università degli Istituti di Milano e direttrice del laboratorio Percorsi secondo welfare. Lei abbiamo affidato anche a lei un tema corposo, verso un welfare aziendale e territoriale, quale rapporto tra bilateralità e terzo settore. Buongiorno a tutte e a tutti, credo vediate le mie slide, io non vi vedo, però proseguo col mio intervento. E intanto vi ringrazio per questo invito, mi fa molto piacere con gli amici di Veneto Welfare. Mi spiace non essere lì con voi per via dello sciopero, però diciamo almeno attraverso questo collegamento posso dare il mio contributo. Mi riaggancio all'intervento che mi ha preceduto di Emanuele Massagli, spostando però il fuoco sulla dimensione territoriale. Brevemente richiamo quello che è il contesto in cui ci muoviamo per sottolineare come ci siano una serie di cambiamenti in corso che mettono al centro le comunità e i territori. Il contesto è quello di un welfare che spende sempre tanto, ma al suo interno continua ad avere al suo interno una spesa squilibrata, in particolare che continua ad appoggiarsi sui trasferimenti monetari a scapito dei servizi e a tutelare in particolare alcuni rischi rispetto ad altri. Il nostro è un paese che ha faticato molto a ricalibrare il suo sistema di welfare, per molti non c'è di fatto riuscito, e abbiamo ancora una quota di bisogni che non trova risposta attraverso il welfare pubblico più tradizionale. E sono cresciute molto appunto i rischi, i bisogni, le difficoltà, lo si vede rispetto al tema della sanità, diciamo le caratteristiche oggi del nostro servizio sanitario nazionale, ma anche la crescente povertà. Tutto questo ci dice che i problemi sono tanti e come accennavo prima il piano delle possibili soluzioni dentro una cornice
che guarda alla territorializzazione del welfare e al protagonismo di attori non pubblici. Dicevo, il piano delle soluzioni è quello di concorrere allo sviluppo di un welfare sempre più di rete, dove appunto pubblico e privato, profit e non profit, operano, lavorano insieme, finalizzato proprio ad intercettare quei bisogni scoperti che non trovano tutele, e alla co-costruzione di un ampio portafoglio di servizi, molti dei quali sono anche stati richiamati, no? Da Emanuele Massagli, no? Come dire, facendo riferimento a tutto quello che può rientrare nei piani di welfare aziendale, guardando a questo ampio portafoglio di servizi offerti a livello locale, quindi anche attraverso quello che chiamo qui welfare aziendale territoriale. Tutto questo però adottando delle logiche e degli strumenti innovativi e capacitanti e che favoriscano quell'infrastrutturazione del welfare che passa attraverso anche il ruolo della bilateralità. Quindi questo ci permette di cogliere, a mio parere, ciò di cui hanno bisogno oggi i sistemi di welfare, in particolare, certo anche il nostro sistema di welfare nazionale, ma in particolare in questa prospettiva il welfare locale. Quindi bisogna lavorare per ripensare i target e logiche di intervento, facendolo però avendo in mente una cornice alta, no? Valoriale, di indirizzo, di senso, no? Dal pilastro dei diritti sociali al Next Generation EU, all'Agenda 2030, nell'ambito dell'assistenza continuativa abbiamo oggi a disposizione la strategia europea per l'assistenza e così via. Si tratta di adottare o di rafforzare, quando c'è questa logica di rete, dicevo intercettare i bisogni, ma perché bisogna intercettare i bisogni? Per favorire un'aggregazione della domanda, per rendere le risposte messe in campo sostenibili e poi mappare un'offerta, perché non è che l'offerta di servizi non ci sia, è che è dispersa, è frammentata, quindi anche da questo punto di vista, anche su questo lato bisogna aggregare i servizi, bisogna sapere comunicarli e quindi agire in una logica sempre più integrativa. E ultimo, ma non meno importante, attivare e coinvolgere persone e comunità, quindi anche un'azione dal basso che favorisca quei processi di community building di cui tanto si parla. Da questo punto di vista appunto si inserisce quello che peraltro ci ricordava Emanuele Massagli, quindi non mi dilungo. Il welfare aziendale negli ultimi 5-6 anni è in effetti cresciuto tanto, quindi come dire, offrendo diciamo agli operatori ma anche agli studiosi evidenze del suo potenziale. Allo stesso tempo però come dire, è cresciuta anche la consapevolezza di una serie di rischi da un lato e di criticità che questa crescita del welfare aziendale si porta dietro, no? Quindi le differenze tra le grandi imprese e le piccole imprese, tra i settori produttivi, le differenze territoriali, la presenza ancora comunque di un contesto culturale che in molti casi agisce da freno, no? Che mette maggiormente in luce diciamo, i rischi che non le potenzialità e poi certamente anche il rischio comunque di accrescere disuguaglianze all'interno del mercato del lavoro e comunque all'interno della società. Ecco perché è così diciamo interessante e di rilievo guardare alla possibilità che il welfare aziendale sviluppandosi si radichi nelle comunità e nei territori, quindi che si sviluppi anche un'altra faccia del welfare aziendale che è quella che io qui chiamo del welfare aziendale territoriale o di un welfare aziendale diciamo a filiera corta, cioè che sia in grado di valorizzare, di potenziare tutto quello che può venire ovviamente dalle imprese nella loro capacità di mettere a punto piani di welfare aziendale per i propri dipendenti, ma anche la possibilità di far uscire dall'alveo, dal contesto aziendale, generare delle ricadute per la comunità, per il territorio e quindi coinvolgere e valorizzare il contributo che viene da altri soggetti che operano a livello territoriale. E qui entra in gioco il tema, più da vicino, il tema della mia relazione. Quindi da un lato quegli enti bilaterali di cui si è parlato perché hanno una dimensione territoriale, sono enti bilaterali nazionali, regionali, provinciali
e quindi esprimono la loro capacità d'azione rispetto ai territori di riferimento, oltre che ai settori produttivi di riferimento. E dall'altro sui territori troviamo i soggetti del terzo settore, gli enti del terzo settore e, non meno importante ovviamente, l'attore pubblico. Quindi dal punto di vista dei protagonisti, degli attori, delle organizzazioni e degli enti, abbiamo una pluralità ampia di soggetti che intorno al welfare aziendale, possibilmente territoriale, possono ripensare l'offerta, ridefinire piani appunto di welfare aziendale che travalichino i confini della singola impresa e mettano a disposizione prestazioni, servizi, beni, interventi con una logica più inclusiva, che abbia un bacino di riferimento in termini di destinatari più ampia. E quindi questo ci porta, io credo, a riflettere anche su un ulteriore passaggio da un welfare aziendale che guardi sempre più o che metta sempre più al centro il tema della qualità. E da questo punto di vista guardare alla dimensione, alle logiche della contrattazione della bilateralità e alle logiche mutualistiche o cooperative tipiche del mondo del terzo settore può concorrere non solo ad aprire al territorio, ma anche a guardare, a investire sulla qualità degli interventi che sono messi in campo. Io ho preparato queste slide, non le commento puntualmente, le lascio poi anche a disposizione per la discussione. E quindi passo a questa slide che ci permette di guardare a quanto vi ho detto in termini di logiche, possibilmente di logiche innovative o di innovazione. E in particolare io ne individuo 3 per concorrere anche attraverso il welfare aziendale e territoriale alla co-costruzione di un nuovo modello di welfare. E quali sono queste 3 logiche? Da un lato quelle che chiamo di marketplace, di pooling della domanda e professionalizzazione dell'offerta, quindi guardare a piattaforme multicanale, anche digitali, ma che possono essere anche luoghi fisici, spazi, modalità di incontro, ma il punto vero è proprio quello di aggregare bisogni simili e intercettare un'offerta di servizi che sia di qualità. Allo stesso tempo si tratta di agire su o attraverso piattaforme sempre multicanale, questa volta però di ricomposizione sociale, che quindi insistano, poggino su logiche collaborative e connettive. Anche qui l'obiettivo è quello di unire, persone e bisogni per creare comunità, perché le sfide grandi a cui accennavo con la prima slide non si affrontano solo facendo incontrare domanda e offerta in una logica di mercato, devono oggi, ci dicono studi e ricerche, appoggiarsi anche a una dimensione più di condivisione, di valorizzazione, di logiche non mercantili ma di sharing e di condivisione di tutto quello che i soggetti della comunità possono mettere a disposizione. E la terza logica è quella invece che guarda al ripensamento del modo in cui si coinvolgono i soggetti fornitori di prestazioni di servizi, superando modalità più tradizionali, quelle degli appalti, i contratti, gli affidamenti, guardando da un lato alla coprogrammazione e alla coprogettazione, ma soprattutto mettendo al centro la capacità di misurare e di scegliere quelle soluzioni che sono in grado di fornire delle risposte, un reale impatto sociale. Quindi queste 3 logiche, questo è un po' il ragionamento, è che hanno bisogno da un lato di dati per quindi costruire un sistema della conoscenza, lo vedete qua, un po' una base su cui le 3 logiche si dovrebbero appoggiare, quindi aggregare banche dati e condividere i dati. Perché? Perché solo in questo modo possiamo davvero identificare quelle che sono le sfide di un dato territorio, un dato più o meno ampio, da quello regionale ai contesti territoriali più di dimensioni circoscritte. Solo in questo modo possiamo davvero conoscere quelli che sono i bisogni e mettere in campo delle risposte adeguate.
Tutto questo però, e qui è un altro punto importante per me rispetto alle tematiche di questa mattina, il punto è rispetto a queste tre logiche, all'esigenza di investire su un sistema della conoscenza che oggi nel Paese è ancora debole, qual è lo spazio per la contrattazione e la bilateralità? Che sono contrattazione e bilateralità leve importanti rispetto a queste tre logiche che io ho individuo in questa slide. Quindi contrattazione aziendale, interaziendale, bilateralità rispetto alle logiche di pooling della domanda e professionalizzazione dell'offerta, una contrattazione sociale e territoriale rispetto alle logiche di ricomposizione sociale e poi un investimento da parte della contrattazione, della bilateralità degli enti bilaterali anche sulla sperimentazione e in futuro l'istituzionalizzazione di logiche cosiddette outcome based, cioè che partono dall'individuazione di indicatori per poi misurare i risultati raggiunti e quindi anche la scelta dei fornitori sulla base della loro capacità di raggiungere un impatto sociale. Avviandomi alle conclusioni vorrei sottolineare ancora 2 o 3 elementi che io credo importanti. Rispetto a queste logiche, o meglio, dobbiamo poi anche tradurre queste logiche attraverso dei veri e propri strumenti. E quindi da questo punto di vista io guardo alla contrattazione, alla bilateralità, ma non solo, come dei veri e propri strumenti su cui bisogna investire ulteriormente. E allora Emanuele Massagli ci diceva che un passaggio importante è quello di favorire un cambio della normativa. Dall'altro lato però si tratta anche da parte in particolare della bilateralità e degli enti bilaterali di mettersi in gioco dentro queste reti territoriali multi-stakeholder per dare un contributo nel generare risorse, nel favorire quell'aggregazione, nel lavorare con altri soggetti pubblici e non pubblici e poi nel favorire anche l'aggregazione dell'offerta. Quindi nel mentre che si lavora sulla possibilità, quindi facendo anche advocacy, perché la normativa cambi e favorisca diciamo rafforzi il ruolo della bilateralità degli enti bilaterali, io credo ci sia oggi spazio anche e dentro queste reti territoriali che si sono costituite in questi anni, che si vanno rafforzando, anche la bilateralità e gli enti bilaterali trovino uno spazio che è proprio, così interagendo in questo modo anche col mondo del terzo settore, che può svolgere un duplice ruolo rispetto allo sviluppo del welfare aziendale. Può essere fornitore di servizi, quindi per andare ad alimentare, ad arricchire l'offerta di misure di interventi dentro i piani di welfare aziendale, possibilmente territoriali, ma può essere anche intermediario, no? Provider di welfare aziendale. E quindi laddove soggetti, enti del terzo settore si sperimentano anche nella loro funzione di provider, di intermediari tra una domanda e l'offerta, ecco che quelle logiche collaborative di mutualità che sono più vicine al mondo della bilateralità possono uscire rafforzate e possono dare la possibilità quindi tanto al terzo settore quanto alla bilateralità di crescere e di rafforzarsi. Allora mi avvio alle conclusioni ricordando che cosa, scusate, passo a questa slide, che quindi sindacati, enti bilaterali, contrattazione insieme al terzo settore possono e dovrebbero, io credo, essere parte attiva e propositiva di queste reti per fare che cosa? Per promuovere e sostenere l'investimento verso misure e soluzioni innovative in risposta ai bisogni emergenti che non sono adeguatamente tutelati, promuovere collaborazioni in parte ancora inedite. Dicevo prima, ci sono già delle reti, ma se ne possono creare delle altre o si possono rafforzare quelle reti che in molti casi sono nate da piccole esperienze, da micro interventi e che devono avere la forza di crescere. Quindi qui è il tema della scalabilità degli interventi. Strategie che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta, come dicevo prima, creare connessioni tra bisogni e aggregare la domanda e servizi e favorire una coproduzione
degli interventi. Questa è davvero la mia ultima slide per dire che, per ricollegarmi ad un dibattito recentissimo, quello di cui leggiamo e sentiamo discutere anche in questi giorni, dobbiamo anche attraverso la bilateralità e il ruolo degli enti del terzo settore contrastare quelle derive che il welfare aziendale potrebbe prendere, soprattutto se letto e interpretato attraverso i fringe benefit, e una normativa che rischia di spingere in quella direzione. E allora se dobbiamo darci degli obiettivi di medio e lungo periodo, che la bilateralità anche nel suo rapporto con i territori e con il terzo settore si deve dare, questi obiettivi di medio e lungo periodo sono almeno 3. Valorizzare sempre più la dimensione sociale del welfare aziendale, e questo può avvenire guardando alle comunità anche guardando alle comunità e ai territori, valorizzare le professionalità, le nuove figure professionali che possono accompagnare questi cambiamenti, e poi appunto valorizzare sempre di più quella dimensione territoriale di cui vi ho parlato, a cui ho fatto riferimento nel mio intervento. Io mi fermerei qui e interrompo la condivisione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie alla professoressa Franca Maino. Adesso iniziamo con la prima sessione con il cambio di tavolo. Chiamerei qui accanto a me Alessandro Conte, Presidente Ente Bilaterale Artigianato Veneto, Paolo Stefan, Direttore Solidarietà Veneto, e Antonio Morello, Presidente Sanin Veneto. Allora, intanto vi ringrazio per aver accettato questo invito. Mi riallaccio alle ultime parole di Franca Maino, generale innovazione sociale e cambiamento. La bilateralità nella crisi del welfare state ha fatto emergere effettivamente la necessità di ricorrere a nuovi strumenti di protezione. L'emergenza Covid, ora l'emergenza energetica, e appunto nuovi fattori, nuovi strumenti di protezione sociale. Allora, io inizierei da Alessandro Conte, Presidente Ente Bilaterale Artigianato Veneto. Prima di iniziare dico sostanzialmente a tutti di comunque rimanere nei tempi, insomma, di non dilungarsi, perché noi vorremmo chiudere i lavori della mattinata verso mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e tre quarti, perché poi c'è anche l'aperitivo finale che concluderà i nostri lavori. Allora, ente bilaterale del Veneto, perché siamo partiti da voi? Perché siete il primo ente bilaterale nel Veneto, siete stimolo di confronto futuristico nel sistema delle relazioni sindacali, capaci di anticipare i tempi del cambiamento. Quali le vostre reazioni durante la pandemia, adesso nell'affrontare l'emergenza Covid? Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio la direzione Veneto Lavoro e di Veneto Welfare per il gradito invito, perché è un momento importante anche per noi per far conoscere l'EBAV, che è l'ente bilaterale dell'artigianato veneto, che raggruppa tutti i settori dell'artigianato, ad esclusione di quello del settore dell'edilizia, che ha un ente bilaterale per conto suo che si chiama Edilcassa Veneto. E il nostro EBAV è tra l'altro l'ente bilaterale più grande d'Italia, sia per le risorse gestite sia anche per il numero di aziende e di lavoratori iscritti. Due numeri: 35.000 aziende aderenti, 155.000 lavoratori. E per dare un altro dato importante,
sono stati erogati 53 milioni nell'ultimo triennio e sono un po' suddivise in 78 interventi a favore dell'azienda e dei lavoratori che si trasformano in 459 servizi che considerano le specificità delle singole categorie, i cosiddetti interventi di secondo livello categoriale, che è una caratteristica peculiare del Veneto e tra l'altro unica anche in Italia. L'ente bilaterale è fondato nel 1989, è uno strumento amministrativo in modo paritetico e paritario che mette in atto le decisioni e le volontà dei soci fondatori che sono Confartigianato, CNA, Casartigiani e CGIL, CISL e UIL. Eroga direttamente contributi alle aziende e ai lavoratori, anche con il nostro ammortizzatore sociale FSBA, anche quello viene gestito direttamente tra il nostro ente e i lavoratori. Le domande pervengono ad EBAV tramite gli sportelli accreditati presso le nostre associazioni artigiane e presso che fanno i servizi alle aziende e presso le organizzazioni sindacali che fanno i servizi per i dipendenti. Altra cosa importante per noi, siamo stati accreditati alle forme di welfare collettivo Veneto Lavoro da poco, per cui ringrazio anche per questo. Dopo questa introduzione con un po' di dati, volevo arrivare velocemente a dire quali sono stati gli interventi straordinari che sono stati messi in atto dall'ente bilaterale nel periodo di crisi 2020-2022. Durante il periodo pandemico del Covid-19 c'è stata la manovra Riaprire Sicuri. Con la crisi energetica del 2022, per cui proprio di questi giorni, la manovra è il caro energia che comprende anche un intervento per lavoratori sospesi FSBA. Come già all'inizio della pandemia Covid-19, le parti sociali e regionali, considerando l'impatto occupazionale e produttivo su aziende e lavoratori, ricordo che nel mese di marzo 2020 i lavoratori coinvolti nella sospensione del lavoro per l'emergenza pandemica sono stati oltre 110.000, per cui un numero molto rilevante. Ecco, le parti sociali hanno sottoscritto in data 2 maggio, per cui anche molto velocemente, il primo accordo e poi ne sono susseguiti altri 5 per aggiornare l'intervento che prevedeva una manovra straordinaria, come dicevo prima, denominata Riaprire Sicuri, a favore delle aziende e dei lavoratori per un valore di oltre 10 milioni di euro. Una manovra che ha avuto 9 interventi, 5 a favore dell'azienda e 4 a favore dei lavoratori. I principali passaggi sono per l'azienda il sostegno di liquidità delle imprese, il sostegno di applicazioni per i protocolli di sicurezza, il sostegno di attività di sanificazione di ambienti lavorativi su base volontaria, sostegno di ulteriori interventi a favorire l'applicazione di protocolli di sicurezza come l'isolamento fiduciario o l'acquisto di materiale non sanitario per l'adempimento delle disposizioni anti-Covid e anche incentivi per l'attivazione del lavoro agile a fronte di emergenza Covid-19. Quei servizi che sono stati più utilizzati sono stati i protocolli di sicurezza, che è stato erogato oltre 1,3 milioni, e quelli di attività di sanificazione degli ambienti lavorativi su base volontaria, che ha messo a segno un impegno di oltre 1 milione. I servizi invece per i lavoratori sono stati
il sostegno del reddito dei lavoratori sospesi, intervento a prescindere dall'ammortizzatore sociale utilizzato FSBA, Cassa Integrazione in Deroga, FIS. Poi il sostegno alla genitorialità, cioè la conciliazione e gestione tra gestire i figli e l'attività lavorativa, il sostegno poi alle famiglie con i figli studenti, il sostegno ai famosi costi del FAD, e incentivare l'attivazione del lavoro agile per l'emergenza Covid-19. Anche qui ci sono due servizi più utilizzati, che è il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi, che è stato erogato oltre 3 milioni e mezzo, e il sostegno alle famiglie con gli studenti sia per il FAD che il DAD, che sono stati erogati più di 1.500 milioni, scusate, 1 milione e mezzo. E volevo anche fare un excursus veloce su quali sono stati i settori che hanno maggiormente attinto ai servizi. Nel metalmeccanico il 34% con 3 milioni e 6, tessile e abbigliamento il 16% con 1 milione e 7, acconciatura estetica il 14%, 1 milione e mezzo, legno e arredo il 10% con 1 milione. I territori invece che sono stati più attivi: Vicenza il 24%, Treviso il 23%, Padova il 21%. Da non dimenticare anche che il nostro ente bilaterale interviene anche sull'aspetto di carattere sociale, e in aggiunta a quello che si diceva dagli interventi di prima. Le parti sociali hanno previsto per esempio un intervento di solidarietà a favore delle comunità più fragili, attraverso il quale EBA aveva donato 100.000 euro a favore del Banco Alimentare Veneto, il cui valore economico poi si è trasformato a circa 800.000 euro. L'altra manovra importante per quanto riguarda invece la crisi energetica, le parti sociali sono intervenute con un accordo regionale stipulato il 10 ottobre del 2022, per cui poco più di un mese fa, prevedendo 3 servizi EBA: contributo a favore delle aziende per fronteggiare il caro energia, tra l'altro partito il 10 ottobre e già ci sono 628 domande, contributo a favore dei lavoratori per fronteggiare il caro energia, sono già arrivati 3.617 domande, e un contributo a favore dei lavoratori sospesi per l'intervento FSBA, e tra l'altro unico in Italia. Questo tutto adottando criteri semplici, verificabili, per favorire la presentazione e la facilitazione delle domande. Le risorse messe a disposizione sono 4 milioni, con un termine ultimo per l'invio delle domande tramite i nostri sportelli, che è il 31 gennaio del 2023. Tutte queste manovre straordinarie che sono state presentate vanno aggiunte poi agli interventi ordinari che fa EBA, che per questioni di tempo riserveremo su un'altra occasione di darvi tutti questi dati. Credo poi che oggi, la giornata di oggi, sia importante proprio perché va a cogliere, abbiamo sentito prima l'intervento del dottor Massagli, che dice di approfondire l'aspetto del welfare contrattuale proprio per gli enti bilaterali. Noi lunedì abbiamo un convegno che è sulla fiscalità del welfare contrattuale, proprio perché è un argomento credo importante oggi, ma è un argomento sentito dalle nostre parti sociali e sentito proprio dal nostro mondo dell'artigianato. Per cui invito un po' tutti, se chi può, a iscriversi e poter venire, proprio perché è un momento importante da far squadra e portare avanti un argomento che poi ha una ricaduta su tutto il territorio. Prima di concludere vorrei fare un invito anche a visitare
il nostro ente bilaterale proprio per capire di persona la realtà. L'onorevole la Elena Donazan, ma anche Emanuele Massagli, che so che conosce bene, però credo sia importante anche la Franca Marino capire cosa fanno i nostri enti bilaterali, soprattutto quello del Veneto, che è uno in testa a tutti gli altri in Italia. Grazie. Grazie al Presidente di EBAV, Alessandro Conte. Allora, il Covid e la crisi energetica ha fatto emergere una crescente domanda di servizi sociali, soprattutto nel campo della previdenza complementare e della tutela sanitaria integrativa. Allora, abbiamo qui con noi al tavolo Paolo Stefan, direttore Solidarietà Veneto. Solidarietà Veneto, fondo di previdenza complementare di origine contrattuale, il più importante all'interno del territorio veneto e in costante crescita. A me hanno dato un dato in cui si dice che la previdenza complementare in Veneto ha ormai un tasso di adesione intorno al 43%. Prego, le lascio la parola, ricordando sempre i tempi. Sì, credo che il dato sia giusto, nel senso che il Veneto, assieme al Trentino Alto Adige e alla Valle d'Aosta, sono le 3 regioni nelle quali il tasso di adesione è più elevato rispetto alla media nazionale, quindi una piccola soddisfazione, anche se ricordiamo è il 43%, quindi è molto di più la strada da fare che quella fatta, nonostante dalla Fondazione di Solidarietà Veneto siano passati ormai 32 anni, quindi come dire, il lavoro alle spalle è molto, ma è ancora di più quello che è ancora da fare. Covid, abbiamo detto, e crisi energetica. Ecco, credo siano 2 punti molto interessanti da cui partire, anche per dare un senso a quello che c'è scritto qui, le prospettive della bilateralità, le prospettive di Solidarietà Veneto, di un fondo pensione. Anche perché ecco, l'atteggiamento di un fondo pensione dal punto di vista della gestione della bilateralità è molto diverso rispetto a quello di un fondo sanitario, di una realtà come può essere l'EBAV. Solidarietà Veneto raccoglie contribuzioni, queste contribuzioni vengono investite e la prestazione si realizzerà dopo un periodo estremamente lungo di accumulo, tipicamente la vita lavorativa intera. E allora cosa abbiamo imparato in questo anno in particolare, più ancora che nell'anno del Covid, l'anno della crisi energetica? Abbiamo imparato che anzitutto per capire come si devono gestire i soldi dei lavoratori bisogna chiederlo ai lavoratori e quindi siamo andati a farlo. Quest'anno abbiamo fatto un piccolo conto, con i miei colleghi abbiamo incontrato nelle varie assemblee, nei corsi di formazione, qualcosa come 20.000 persone e sapete cosa siamo andati a dire a questi lavoratori? Cari lavoratori, state perdendo il 10% quest'anno dei vostri soldi, ve ne siete accorti, vero? Se ne erano accorti. E quando tu spieghi che cosa sta succedendo, c'è una guerra alle porte, questa guerra scatena la speculazione sul fronte delle materie prime, arriva l'inflazione, le banche centrali alzano i tassi per cercare di contenere l'inflazione, succede una brutta cosa, tu diventi più povero. Cioè, ciò che succede attorno a noi arriva anche nel giardino di casa nostra e ahimè è difficile qualche volta da digerire, ma guardate che i lavoratori hanno, almeno quelli che incontriamo noi qui, una grande sensibilità e capacità di capire e interpretare il momento, però poi alla fine ti chiedono: sì, quando mi sono iscritto ti avevo chiesto è garantito il fondo pensione e noi per iperbole dicevamo beh sai è garantito salvo che insomma non venga giù una bomba atomica. Ecco che ci siamo trovati nei pressi dell'iperbole e questo è incredibile a pensarci, è incredibile, no? Troviamo proprio oggi questa situazione qui. Però dalle situazioni complicate occorre imparare qualche cosa. La speculazione ci ha regalato gentilmente un rialzo delle materie prime energetiche che sbatte sui nostri portafogli, possiamo leggerlo a livello individuale ma anche a livello collettivo come Stato, dato che stiamo tirando fuori 20 miliardi mi pare, no? All'anno per permetterci di accendere il riscaldamento come prima. Io lo vedo nel treno tutti i giorni, fa sempre molto caldo, quasi troppo, ecco, si potrebbe anche ridurre. Detto questo, abbiamo imparato che da quest'anno, e lo spieghiamo, lo raccontiamo, lo condividiamo con i lavoratori, che l'Occidente dipende nella sua economia, nella sostenibilità della sua economia, dalle fonti energetiche
che vengono da altri paesi. La nostra economia è stata costruita in un'epoca in cui non c'era un tema di sostenibilità, ma se vogliamo imparare qualcosa da quest'anno, e questo qualcosa è dobbiamo cambiare, perché i mercati potranno anche risaliranno un anno, due, chi lo sa, anche in poco tempo, no? Questi sono i mercati finanziari. Ma i nostri figli che ci hanno messo i soldi nel fondo pensione, no? Hanno messo i soldi nel fondo pensione con una prospettiva da qui a 40 anni. Che economia vogliamo dare a loro fra 30 o 40 anni? Quella nostra, che non è sostenibile, che dipende dalle fonti fossili, oppure qualche cosa di diverso. Ecco, il fondo pensione è soggetto di investimento a lungo termine chiamato a fare qualcosa per questo. Mi chiedo però cosa, e quindi l'appello è alla politica. Qual è il piano? Sindacato, rappresentanti delle imprese, qual è il piano? Perché noi eseguiamo e siamo esecutori di ordini della politica in senso virgolettato. Qual è il piano per i prossimi 30 anni? Cosa vogliamo fare per i nostri figli, per i vostri, per i miei? Vogliamo continuare così? Dopodomani ci troveremo nella stessa situazione e perderemo soldi. Il valore del denaro da che cosa dipende? Dalle aspettative sul futuro. Se tu sei un centenario e domani sai che muori e hai 1 milione di euro nel portafoglio, qual è il valore di quel 1 milione di euro per te? È zero, perché la tua aspettativa sul futuro è zero. E allora se i mercati finanziari sanno che abbiamo un'economia che non si regge, con il rischio anche che collassi non solo l'economia, ma la democrazia, la libertà di cui godiamo, quale tipo di aspettativa pensiamo che possono avere i mercati finanziari rispetto al valore del nostro denaro? Meno di quello che noi riteniamo probabilmente, e prima o poi il conto arriva. Vogliamo essere pessimisti però in questo momento, o vogliamo fare gli uomini che nel momento di difficoltà la leggono, la interpretano e provano a cambiare qualche cosa? Allora fondo pensione, strumento di investimento a lungo termine, può essere lo strumento che cambia le prospettive, ognuno per la sua porzione naturalmente, mica Solidarietà Veneto da solo cambierà il mondo, ma i lavoratori, sapete, loro dicono anche: cosa posso fare io da solo? No, tu da solo, grazie a questa bella invenzione che non è mia, è vostra, dei fondi pensione, può contribuire a questo cambiamento. Nel piccolo, Solidarietà Veneto ha cominciato a investire per esempio nella revisione della struttura infrastrutturale del nostro paese in chiave di sostenibilità. Molto poco però ancora. Sapete che la legislazione italiana dei fondi pensione sorge negli anni 90, 1993, decreto legislativo 124. Si scrisse allora che i fondi potevano investire negli strumenti a lungo termine massimo il 20% del loro patrimonio e il resto in borsa, ragazzi, che si guadagna bene. Sono passati 30 anni e noi siamo ancora in quel mondo lì, o nel frattempo abbiamo imparato qualcosa? Ho incontrato i fondi svedesi. Sapete in cosa investono i fondi svedesi? Nelle loro foreste. Loro fanno la pensione dei loro cittadini investendo nel loro asset, nelle loro foreste. E noi invece siamo ancorati a quel passato di 30 anni fa che è figlio di un determinato periodo storico. Io credo che i fondi pensione debbano cambiare passo, quindi la prospettiva di Solidarietà Veneto per il futuro è sostenibilità, ma perché non ci sono altre vie? Sostenibilità non solo energetica, ma sostenibilità in generale dell'economia. Cosa pensa la politica da questo punto di vista? Io non ho input, paradossalmente qualche volta li do, ma ne dico un'altra. Ho sentito dire dai lavoratori in giro per il territorio: oh, qua non si trova più gente che viene a lavorare. Scusate se la dico in dialetto, ma penso che ci siamo capiti, no? Non si trova gente che viene a lavorare, non vengono più a fare il lavoro mio di cinquantenne o di mio padre. I ragazzi vanno in cerca di altri lavori. Ci sono delle fabbriche, delle aziende anche importanti, per le quali la proprietà intravede dei punti di domanda da qua a 10 anni, dato che l'età media della popolazione in quell'azienda è magari di 52 anni. Tra 10 anni li troviamo quelli che sostituiscono. Abbiamo un tema, la demografia, dannazione. E allora cosa può fare il fondo pensione per questo? Beh, il fondo pensione per esempio potrebbe contribuire attraverso l'investimento a lungo termine a creare i lavori che vogliono fare le attuali generazioni. Potrebbe investire nelle aziende che hanno più potenziale di crescita. C'è un piano da questo punto di vista? Non mi pare. C'è l'iniziativa così. Allora, se diamo per certo che c'è un problema, e a me pare che ci sia perché ce lo dicono i lavoratori, nella
prosecuzione di alcune direttrici nell'attuale lavoro, bisognerà che qualcosa si faccia per creare del nuovo lavoro. Noi non siamo un fondo che può dare un contributo a uno che perde il lavoro o ha un problema, no, non è questo il mestiere del fondo pensione. Il fondo pensione deve guardare più lontano, deve cercare di costruire le aziende che ci saranno fra 30 anni, dove i miei figli magari invece che andare in Inghilterra potrebbero andare a lavorare. Ecco, questo qui è il piano che vorremmo che portasse avanti il fondo pensione, che oggi è a 135.000 iscritti, è il più diffuso nel Veneto, do anch'io qualche dato così, ha dei problemi da risolvere sul locale, tipo gli aderenti, i lavoratori del commercio che vengono a bussare uno alla volta alla porta se si può aderire, ma noi dobbiamo dirgli sì se ti metti d'accordo col tuo datore di lavoro perché il contratto territoriale non lo prevede. Abbiamo un fisco che forse meriterebbe di essere rivisto, perché guardate che il fisco attuale, non solo mica per Solidarietà Veneto, il fisco attuale in Italia è regressivo nella previdenza complementare. Se io ho un reddito di 70.000 euro, ho un guadagno fiscale enormemente maggiore di quello che avrebbe il lavoratore con una paga da 1.400, e noi abbiamo lavoratori con una paga da 1.400. Abbiamo qualcosa da rivedere? Oppure ci sono dispositivi bellissimi dal punto di vista del vantaggio fiscale, come la RITA, che ti permette di pagare il 9% di tasse anche sul versato prima del 2007, creando vantaggi enormi per chi ha redditi alti, ma avevo sentito dire che la previdenza complementare era complementare e doveva andare incontro a chi magari aveva un buco nella sua previdenza. Allora, valutate voi questi temi qua, ma secondo me un po' di revisione forse c'è da fare per svecchiare questo sistema qua di interpretare la previdenza complementare, altrimenti rimaniamo su un modello che fa cosa oggi? Che pur chiamandosi fondo pensione non fa il fondo pensione, e a me vengono delle crisi di coscienza, ma non per scherzo. Cioè raccogliamo soldi per pagare pensioni e invece stiamo facendo risparmio tout court foraggiato dalla fiscalità collettiva, cioè coi soldi, no, non va bene. Mi immagino un fondo pensione che contribuisca ad un piano con una direttrice e che abbia magari anche un vantaggio fiscale che diventa una sorta di garanzia di miglior prestazione, ma proteso verso una direzione chiara, non così in modo generico. Veneto Welfare, io ringrazio i colleghi di Veneto Welfare per il lavoro che fanno, per l'occasione anche che ci è data oggi, e vorrei con loro buttare il cuore in avanti, come si dice. C'è un lavoretto da fare. Le amministrazioni, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, il servizio sanitario, per certi versi si trovano intorno alla previdenza complementare. Nessuno parla con l'altro. Per esempio, se devo mandare in pensione un lavoratore, devo aspettare che arrivino carte dall'INPS e lui è lì che aspetta. Possiamo trovare dei meccanismi? Oppure, per esempio, se devo erogare un'anticipazione per spese sanitarie, c'è bisogno di un intervento della struttura pubblica e devo far correre questi lavoratori in giro per le strade del Veneto a far carte a destra e a manca, quando basterebbe innestare un sistema informatico nell'altro. Insomma, ce ne sono di cosette da fare e le butto lì come idee per il futuro, perché penso che Veneto Welfare abbia un po' questo ruolo, no? Siamo diventati fondi di riferimento grazie all'accreditamento, è andato a buon fine, e quindi l'interlocuzione del fondo può magari avvenire anche con questi diversi usaggi per migliorare il servizio a favore dei lavoratori. Questa vedo come prospettiva della bilateralità per quanto riguarda un fondo come Solidarietà Veneto. La chiudo sul tema della territorialità, no? Spesso si dice Solidarietà Veneto investe nel territorio. Sì, tutti i fondi investono nel territorio pro quota, forse noi un po' di più, ma il vero investimento che il fondo deve fare sul territorio è quello del servizio. Perché quando un lavoratore viene dopo 40 anni e ha 200.000 euro e deve decidere come sarà la sua vita dopo, e tu gli devi dare un servizio, gli devi dare una mano a decidere che tipo di rendita avere. Ecco, questa è la vera sfida del territorio. Qualcuno la apprezza, perfino i giovani, e su questo chiudo. Quest'anno abbiamo raccolto 6.000 adesioni alla fine di ottobre. Il 60% di queste, 60%, quindi 3.600, non sto mica a guardare il telefonino, se no non ve la dico, il 60% di queste sono finite nel comparto dinamico perché erano trentenni. Quindi quando si dice che i giovani non si iscrivono alla previdenza complementare abbiamo un film sbagliato. Si iscrivono, il punto è che hanno un'aspettativa e noi non stiamo rispondendo adeguatamente. La legge non lo consente, la politica ci dia un'indicazione, la cogliamo volentieri.
Grazie a Paolo Stefan. Adesso passiamo la parola a Antonio Morello, presidente del Fondo Sani in Veneto. Sani in Veneto, abbiamo parlato di crisi pandemica. Quale sostegno ha dato ai propri lavoratori? Sì, intanto buongiorno a tutti. Il Fondo di Sanità Integrativa è un altro tassello, un altro artefice del mondo della bilateralità. È nato 10 anni fa, faremo 10 anni proprio l'anno prossimo, e si occupa sostanzialmente della sanità integrativa per i lavoratori, per le imprese. Ci sono state fatte tante domande in questi vari interventi, domande sul fatto della socialità, sul fatto che i fondi bilaterali sono sociali, sono sul territorio, sono sostenibili, guardano al futuro. Io vorrei rispondere proprio su questi temi partendo proprio da quelle che sono state proprio le campagne che abbiamo seguito proprio durante la pandemia. Durante la pandemia il fondo si è dimostrato proprio per la sua struttura, per come è stato costituito, proprio pronto ad affrontare questo evento straordinario. È stato un test stressante, ma l'abbiamo superato. Vi dico solo che sono stati erogati durante la pandemia in tutti gli anni quasi 3 milioni e 9 di euro a sostegno delle imprese, a sostegno dei lavoratori, a sostegno del territorio, proprio per dimostrarvi quanto territorialmente anche ha influito il fondo e quanto ha riversato di risorse proprio nel territorio in cui insiste e quanto vicino, e qui si parla proprio di sostenibilità, perché quando parliamo di sostenibilità parliamo proprio di vicinanza, di reti, di stare stretti, di parlarsi. Immaginate che abbiamo servito 44.000 utenti iscritti per quanto riguarda le sospensioni, le famose sospensioni dal lavoro, familiari, 2.800 familiari sono stati, perché il fondo si occupa anche dei familiari degli iscritti. Abbiamo erogato 1.600.000 su isolamento fiduciario, 1.600.000 di isolamento fiduciario. Sulla quarantena siamo intervenuti su 4.000 casi di quarantena. Diagnostica Covid, tutto quello che riguardava le imprese per cercare di entrare proprio sicuri. Difatti la forma che avevamo denominato era proprio Mai così vicini, iniziativa per gli iscritti, parlava proprio di 145.000 interventi di prevenzione sanitaria per capire se si poteva entrare in azienda, eccetera. Poi tutta la promozione per riaprire sicuri, anche riaprire sicuri per le aziende, proprio uno strumento per le aziende che abbiamo messo in campo attraverso la prevenzione, 15.000 gli interventi di prevenzione, 3.000 pratiche seguite, 9.000 fatture di rimborso fatte dal fondo. E poi il punto nodale, la socialità, il territorio, i stakeholder, le azioni che abbiamo fatto nel territorio con le RSA. Abbiamo erogato alle RSA 300.000 euro, abbiamo erogato dispositivi medici alla Protezione Civile, alla Croce Rossa. Abbiamo fatto tutta una serie di attività proprio perché avevamo la possibilità di farlo, come vi ho detto, per un ammontare di quasi 4 milioni di euro, 3.009 milioni di euro che sono stati erogati in questo periodo, proprio perché il fondo in questi anni, questi 10 anni, è riuscito a superare anche il recinto del profit e si è trasformato in non profit, quindi ha avuto delle risorse in più da poter generare e poter rimettere in circuito nel territorio. Ha superato anche il recinto del solo diagnostico e si è messo anche a fare il sociosanitario, ha introdotto argomenti come la non autosufficienza. Noi diamo un mensile per chi non è più autosufficiente, 1.050 euro al mese, non dipendenti dal reddito, e diamo fino a 3.000 euro per quanto riguarda la maternità. Ma abbiamo anche superato il concetto di salute stretta, mettendo anche il concetto di salute psicologica. Abbiamo introdotto anche lo strumento
della tutela psicologica. Questo concetto anche che si evince da quello che abbiamo fatto è un concetto di sanità larga, di cura larga delle persone, che non finisce solo con la contrattualità, ma si occupa anche del territorio. E questo dà un indice molto importante di come la bilateralità può essere incisiva. Ecco, qui prendo subito spunto anche dal fatto che cos'è una bilateralità territoriale come la nostra, perché possiamo definirla territoriale, non è solo aziendale, perché è fatta da molte aziende che aderiscono al fondo e che sono sparse in un territorio. È diversa dal welfare aziendale, questo qua è completamente diverso. Questo è un aspetto trasversale, non da poco, da considerare come evento innovativo. E l'altra cosa molto importante e che si è citata è la bilateralità, come la stiamo facendo noi, è un elemento attrattivo per chi vuole entrare nel mondo della microimpresa, dell'impresa diffusa nel territorio. È un elemento, io dico di sì, noi stiamo vedendo che è un elemento attrattivo, perché molti sono i collaboratori che valutano la bilateralità che è stata espressa dal mondo delle imprese artigiane e la considerano un numero uno, la considerano un vantaggio, un valore nella occupazione dell'impresa artigiana locale. Altro elemento importante per quanto riguarda quello che stiamo facendo come fondo è quello di aderire a quelli che sono stati i 4 pilastri fondamentali che l'Organizzazione Mondiale della Salute ha messo in atto, che sono la diagnostica, quella che abbiamo detto, la non autosufficienza come elemento appunto di attenzione, la salute psicologica e le campagne di informazione sulle malattie. Questi 4 pilastri sono quelli che noi adesso abbiamo attuato proprio per cercare di superare il concetto di salute e portarci nel concetto di benessere nei posti di lavoro. Perché se io vado a lavorare e so che la persona che non è autosufficiente ha un servizio e so che posso avere una diagnostica che mi aiuta a prevenire una malattia e so che sono informato e so che ha anche una tutela psicologica per me e per la mia famiglia, per i miei familiari, è chiaro che il mio ambiente di lavoro è più salubre, è più quieto, è più tranquillo e mi dà la possibilità di lavorare meglio, perché vado al lavoro più felice. Passare al concetto di benessere in un territorio è proprio l'elemento, è proprio la cristallizzazione della sostenibilità. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare e lo stiamo facendo in maniera completa. Altre cose che volevo dire è che siamo convinti proprio che il mondo del lavoro, soprattutto le generazioni nuove, hanno proprio bisogno di trovare nel posto di lavoro il benessere, di trovare nel posto di lavoro una bilateralità che gli consenta per sé, per i loro familiari, per i loro cari, di vivere il lavoro in maniera completamente diversa. Quando dicono appunto come faremo ad attrarre le nuove maestranze, i nostri nuovi collaboratori, dovremo porci appunto che quella risorsa la dovremo attirare soprattutto appunto attraverso gli strumenti della bilateralità. Questo, a nostro modo di vedere, è un'opportunità che possiamo giocare tutti insieme facendo rete e come avete sentito anche con l'aiuto del Veneto Welfare e della Regione, in modo da poter veramente insediare le nostre imprese diciamo nel contesto territoriale nel migliore dei modi. Grazie per il racconto del vostro operato, per gli spunti che sono arrivati questa mattina. Adesso entriamo nel secondo tavolo coordinato da Luca Romano. Ricordo che le conclusioni le farà il professor Treu, che ha mandato per noi un video, e quindi avremo le conclusioni a seguito della seconda tavola rotonda.
Allora, invito per la seconda tavola rotonda le parti sociali nella bilateralità in cambiamento Andrea Rigotto, responsabile area contrattuale di Confartigianato Imprese Veneto, Matteo Ribon, segretario CNA Veneto, Roberto Toigo, che viene sostituito da Gregnanin, Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto, e Gianfranco Refosco, segretario generale CISL del Veneto. Quanto dura il film di Treu? Che così fisso il cronometro, 1 ora e un quarto. Allora abbiamo circa 50 minuti, 45-50 minuti di lavoro, quindi con 5 ospiti vi assegno 8-10 minuti a testa e le parti sociali in relazione a tutto quello che abbiamo sentito sono ovviamente il soggetto di elaborazione strategica rispetto a cui gli enti bilaterali rappresentano strumenti operativi legittimati da attività di contrattazione. Il tema del mondo bilaterale artigiano veneto è stato già detto, è sostanzialmente un unicum prego. Allora, la domanda sulla contrattazione la riassumiamo all'interno del percorso che volevo proporvi. Ho avuto, diciamo così, la fortuna anni fa di seguire per i 25 anni di EBAV la preparazione di un libro da cui si evinceva l'origine della contrattazione che ha dato luogo all'ente bilaterale prima EBAV e poi successivamente Solidarietà Veneto e Sanin Veneto. Il percorso che volevo proporvi in sostanza era questo. Nella fase originaria della nascita di EBAV il valore aggiunto della bilateralità era un valore aggiunto estremamente evidente sia dal punto di vista dell'interesse delle imprese sia dal punto di vista dell'interesse dei lavoratori, al punto che l'ente bilaterale veniva presentato con assemblee territoriali partecipatissime e ha acquisito una legittimazione che gli ha dato un radicamento ineguagliabile in Italia e soprattutto una spinta che lo ha fatto crescere con poi la grande invenzione del secondo livello e quindi dell'approfondimento attraverso i contratti di categoria delle attività che potevano essere svolte. Quindi la prima domanda sostanzialmente è questa. Oggi, a vostro avviso, quale è il valore aggiunto della bilateralità in campo artigiano in Veneto
sulla quale questa legittimazione, no, si riproduce nel tempo. Il secondo punto riassume un po' il quesito che è arrivato dal pubblico, nel senso che, come ha detto anche il professor Massagli stamattina, gli enti bilaterali sono creati attraverso la contrattazione e alle origini, diciamo così, corrispondevano a quella che veniva definita la regola aurea di Gino Giugni, cioè in particolare nel mondo artigiano c'era una scopertura enorme dal punto di vista proprio della regolazione, no, dei contratti. Allora si parlava addirittura di contratti copia e incolla dall'industria perché non esisteva un'elaborazione sufficientemente matura. La regola aurea di Giugni in sostanza era tutto alla contrattazione, meno possibile alla legge dello Stato, e quindi attraverso, diciamo così, no, la demarcazione di questa area di sviluppo il più ampio possibile dei temi tra le parti sociali, allargare le funzioni e le finalità che poteva avere l'ente bilaterale. Oggi, a vostro avviso, questo modello di contrattazione è ancora diciamo sufficientemente espansivo o presenta insomma qualche ammaccatura del tempo da rivedere? E insomma, dopo le esperienze, mettiamo anche quella degli ammortizzatori sociali del fondo bilaterale, no, che fu istituito per intervenire su tutte le aree di lavoro non coperte dalla cassa integrazione, la legge ha fatto, diciamo, un po' di strada dentro quelle che erano le aree delle contrattazioni. Quindi questo era un po' il secondo quesito che come parti sociali vi volevo sollecitare. Il terzo è sul tema di oggi, welfare. Con Veneto Welfare diciamo che abbiamo acquisito in questo anno di attività del Comitato Tecnico un osservatorio privilegiato da cui vedere, proprio per i percorsi di accreditamento che sono stati attivati, il fatto che rilevava la professoressa Maino, cioè che è sempre più importante la dimensione del welfare, però sta crescendo in modo disordinato, frammentato, a volte per linee verticali, anche la sanità e la previdenza sono linee verticali in parte, e previdenza, sanità, assistenza, contrasto alla povertà sono, diciamo così, problematiche che la gente vive sulla propria pelle. Il sistema di welfare non è un sistema, ecco, è una sommatoria di funzioni che spesso nascono per emergenze potenti a cui bisogna dare risposte veloci, ma oggi non c'è un'architettura che permetta poi di efficientarlo e di costruire sul territorio quello che è auspicabile, perché la proposta che ha fatto la professoressa Maino è una piccola bomba a mio avviso, no? Cioè avere delle reti territoriali di solidarietà fortemente coerenti in cui inserire anche la bilateralità. Comincerei da Andrea per il giro. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, intanto porto i saluti del nostro segretario regionale, la Tiziana dottoressa Pettenuzzo, che oggi purtroppo aveva già un impegno e quindi mi ha delegato. Tu Luca hai buttato sul tavolo degli argomenti non da poco. Io parto da una considerazione di fondo. Tu parli di valore aggiunto della bilateralità, io direi che il valore aggiunto lo è nei numeri, quello che abbiamo sentito oggi, perché i dati che ci sono stati presentati danno anche il senso di quella che è la penetrazione dei nostri enti bilaterali nell'ambito del sistema artigiano. Abbiamo sentito 35.000 imprese, 150.000 lavoratori da parte degli enti bilaterali di EBAV,
altrettanto di Sani in Veneto. Sul tema della previdenza complementare noi artigiani siamo arrivati anche in un secondo momento ad aderire al fondo, ed è un lavoro che stiamo facendo grazie anche a ciò che stiamo inserendo nell'ambito della contrattazione, magari poi ne parleremo un attimo rispetto a questa. Aggiungo anche il valore che ne ha accennato il Presidente Conte della parte riguardante l'edilizia, cioè il Cassa Veneto, perché questo è un altro ente che sta dando effettivamente dei risultati interessanti, ma soprattutto dà delle risposte concrete ad una realtà che ha avuto per una decina d'anni un momento di crisi, ma adesso sta effettivamente ripartendo. Se guardiamo la storia, prendendo come riferimento EBAV, sapete EBAV nasce, l'ho ricordato anche, da sostanzialmente un accordo del 1988, che è un accordo che ha di fatto attivato il nuovo sistema di relazioni sindacali nell'artigianato. Tu facevi riferimento a quello che diceva il professor Giugni, che poi quello che è stato ripreso anche dal professor Biagi, cioè il fatto che meno Stato e più contrattazione all'interno, e quindi più la possibilità che siano le parti sociali a incidere in cosa? Se noi andiamo a vedere l'accordo dell'88 che crea questo sistema di relazioni sindacali ha sta grande intuizione di creare uno strumento, perché poi gli enti bilaterali sono uno strumento per dare applicazione a quelle che sono le intese delle parti sociali. Su quali campi? Perché già a quel tempo si parlava di sviluppo dell'impresa e dell'artigianato, si parlava di formazione, si parlava di tutto ciò che riguarda anche la gestione del mercato del lavoro, e sono i temi su cui ci si sta confrontando anche in questo periodo qua. Abbiamo sottoscritto un'intesa sulla buona occupazione, alla quale poi adesso dovremo dare certamente continuità, ma che tratta questi sistemi e lo fa attraverso la bilateralità, perché parliamo anche in questo caso di orientamento, parliamo di welfare, parliamo di formazione, parliamo di mercato del lavoro. Quindi la bilateralità e il valore aggiunto che noi come parti sociali possiamo mettere è assolutamente un plus rispetto a quello che è un sistema di contrattazione. Certo, c'è tutto il tema di capire dove andremo obiettivamente, però se prendiamo in considerazione quelle che sono le basi del sistema bilaterale, che è un sistema che si basa appunto sulla contrattazione, io credo che abbiamo ancora un bel po' di strada da fare davanti. Anzi, se prendiamo in considerazione gli ultimi accordi che noi stiamo in qualche modo su cui stiamo ragionando, io sono reduce da una trattativa lunga per quanto riguarda il contratto collettivo regionale dell'area meccanica, lì si sono affrontati i temi legati al welfare. Noi abbiamo un welfare con la bilateralità che è un welfare di natura collettiva, è un welfare di natura collettiva che ha un valore di mutualità, nel senso che mentre il welfare aziendale è un sistema di politica retributiva dell'azienda che decide l'azienda in qualche modo di attivare, nell'ambito del welfare collettivo della bilateralità lì c'è un tema che è quello più che altro delle aspettative, perché è legato alla mutualità, al fatto che imprese e lavoratori versano a fronte di prestazioni che poi decidono sostanzialmente le parti sociali. Quindi io vedo assolutamente una presenza costante e importante della bilateralità nell'ambito del sistema dell'artigianato e ripeto, ne riprova il fatto che nell'ambito della contrattazione collettiva si sta discutendo di dove andare a implementare il sistema bilaterale. Abbiamo parlato anche nell'ultimo contratto, abbiamo parlato di facilitare ad esempio l'adesione alla previdenza complementare, dando delle facilitazioni per chi vuole aderire con il TFR e fare un'adesione esplicita. Abbiamo ragionato nei termini di dare degli elementi retributivi però sotto forma di welfare aziendale sulla base dei piani aziendali. E poi naturalmente abbiamo implementato tutto ciò che riguarda la bilateralità, l'ente bilaterale, attraverso una contribuzione che consenta alla categoria di garantire una continuità dei servizi.
Quindi io credo che la bilateralità oggi assolutamente dà già un valore aggiunto, ma che ha una prospettiva di sviluppo in base a quello che poi come parti sociali noi decideremo effettivamente di applicare. Faccio un inciso su un aspetto che mi interessa, che non viene spesso trattato, che è quello legato al fatto che attraverso la bilateralità e quindi attraverso la contrattazione, diciamo, noi creiamo anche un presidio di legalità, perché nel momento in cui la bilateralità e la contrattazione collettiva e di riflesso la bilateralità dà determinate garanzie, determinate prestazioni, noi ci poniamo in un piano di assoluta legalità e quindi di rispetto della contrattazione. Lo dico a fronte di situazioni e contratti, insomma, firmati anche recentemente, che insomma, qualche problema ce lo possono porre, perché sono stati sottoscritti da associazioni che fanno capo a non nel nostro mondo e attraverso e con organizzazioni sindacali che non sono qua rappresentate, ed è un tema su cui una riflessione credo noi dobbiamo assolutamente farla, perché il presidio di legalità comporta il fatto che noi applichiamo contratti che tutelano lavoratori e imprese e non giocano sicuramente al ribasso. Passerei la parola, alterniamo parti sociali. Allora Tiziana. Grazie, cerco di seguire lo schema che il dottor Romano ha messo in campo. Allora, qual è il valore aggiunto della bilateralità? La bilateralità è la contrattazione, è contrattazione. La bilateralità non è fine a se stessa, le decisioni non vengono prese all'interno del CDA dell'ente bilaterale, ma sono discussione, contrattazione, relazioni sindacali, nel caso dell'ente bilaterale dell'artigianato insomma da 30 anni, nel caso di San in Veneto più recenti, non parlo di solidarietà perché non sono competente, la dico così, non ho competenza in campo, però nasce dalla contrattazione che per la nostra regione è una storia particolare. Noi facciamo contrattazione confederale, quindi le confederazioni fanno contrattazioni per tutti i lavoratori di tutti i settori, e poi abbiamo contrattazione aziendale che va invece anche a dare delle risposte sia contrattuali, salariali, ma anche di prestazioni di bilateralità nei singoli settori. Questa è una storia che per noi ha rappresentato un coinvolgimento di tutti gli attori. In altre regioni c'è una sorta di separatezza tra le categorie che vivono l'ente bilaterale come un qualcosa solo della CGIL, CIL-UIL e non loro della singola categoria. Per noi invece questo è sempre stato una grande forza. Il valore aggiunto secondo me che ha avuto in questi anni soprattutto l'ente bilaterale, ma l'ha dimostrato anche San in Veneto, è stato di una grandissima flessibilità, di rispondere alle sfide. Noi nel 2012 abbiamo avuto una crisi enorme, abbiamo fatto degli accordi straordinari di notte, ma abbiamo trovato delle risposte puntuali a quell'emergenza. Con la pandemia, nella contrattazione, abbiamo trovato delle altre risposte. Gli enti bilaterali, i fondi sanitari ci dice le risorse sono queste sono risorse, quindi non è che potete fare tutto quello che volete, ma ci dà delle risposte. Io credo che oggi c'è una valorizzazione diversa tra la contrattazione che noi facciamo a questo livello e che tiene insieme il numero medio di lavoratori che abbiamo in queste imprese, che è sui 4, per cui lo dico io come CGIL, non riuscirei mai a raggiungere tutte le aziende da 4 lavoratori e fare una contrattazione in quell'azienda, li tiene insieme, dà risposte solidali, perché la dico così, non ho i colleghi della metalmeccanica, ma i metalmeccanici aiutano il settore della conciatura ed estetica, la dico così, perché loro sono poche e gli altri sono tanti. Però questo è un sistema solidale che permette al primo livello di dare a tutti la stessa risposta. E questo è un aspetto secondo me di grande importanza, così come la capacità che hanno avuto nelle relazioni sindacali appunto di avere strategie anche per il futuro e di usare l'ente bilaterale come uno strumento di quelle strategie.
parlava della buona occupazione, questa è la nuova sfida che abbiamo da qui in avanti, ma ne abbiamo affrontate tante in questi anni e anche insomma con qualche caduta, qualche affaticamento, la dico così, però secondo me siamo riusciti a dare risposte importanti. Le crepe, no, diceva, quali sono magari? Sicuramente c'è un tema, dal mio punto di vista, che è sempre quello che è il tema della rappresentanza e della rappresentatività. Cioè, noi siamo in un ambito in cui questi elementi non hanno valore, per cui noi abbiamo il CNEL, 1000 contratti che si sono certificati e che le aziende possono scegliere insomma alla carta così rispetto a cosa applicare. È un problema importante perché i lavoratori perdono pezzi di salario, perché noi abbiamo destinato dei pezzi di salario non di dare i 7 euro, i 10 euro, quello che potevamo riuscire nella busta paga, ma di metterli insieme per dar di più a chi molto probabilmente si trova durante il percorso della vita lavorativa o della vita familiare in determinate situazioni. Allora il tema della rappresentanza e della rappresentatività segna un tema importante, perché questa cosa rischia di incrinare alcuni sistemi. Io ho vissuto con molta difficoltà, ma io la cito direttamente, Confindustria ha firmato con UGL un contratto nell'artigianato, è sbagliato, punto. Io non ho altri termini, noi abbiamo scritto come organizzazioni sindacali e qualcun altro pensa abbia scritto come organizzazioni datoriali, e questo mette un tema anche rispetto alle relazioni, no? Parlavo prima di relazioni sindacali che abbiamo portato avanti in questi anni. Allora la correttezza deve esserci. Il welfare, vado all'ultimo passaggio. Cos'è? Allora, su questo dobbiamo intenderci, perché è un problema grande come una casa. Io penso al welfare come integrazione e complementarietà, sia per quanto riguarda la previdenza integrativa, sia per quanto riguarda la sanità integrativa, sia per quanto fa l'ente bilaterale. E penso che un sistema che riguarda comunque una parte di lavoratori, perché se guardo alla contrattazione aziendale, una parte di lavoratori alla contrattazione aziendale, se guardo anche alla bilateralità, che è comunque un sistema più diffuso e solidale, ma comunque riguarda determinati settori, io devo prima di tutto pensare che ci deve essere un welfare universale per tutti. Devo puntare a questo prima di tutto e quindi devo garantire, e sul tema della fiscalità dobbiamo ragionarci bene, perché non è che togliamo risorse e poi però cosa succede al resto? Dobbiamo farci sempre questa domanda dal mio punto di vista. Poi oggi certo c'è una differenza che è quasi penalizzare chi cerca di tenere assieme e di includere, perché il sistema artigiano, io lo ricordo sempre, è un sistema inclusivo che tiene dentro da chi ha un dipendente a chi ne ha, ad esempio nella lavorazione manuale, artigiana e artistica 30, no? Quindi tiene insieme quei due mondi là che sono anche diversi. Allora, se abbiamo questo obiettivo non ci sta tutto. I flexi benefit sono un'altra cosa. Il buono di Amazon, la palestra, sono un'altra cosa. Quando invece io sostengo una famiglia che ha un figlio disabile, uno dei sussidi EBAV, intervengo con un welfare che ha un indirizzo di aiutare una situazione di difficoltà. Non entro siamo in regione, non entro, però noi pensiamo che questi sono sistemi che devono essere sostenuti prima di tutto dal pubblico e che poi possano essere integrati dalla bilateralità, quindi in più, non tolto, perché se no ci creiamo in una situazione in cui aumentiamo le differenze. C'è una differenza sostanziale, io la penso così, anche rispetto ai salari, cioè noi abbiamo scelto questa strada che dicevo prima, abbiamo un determinato tipo di salario, chi ha redditi più alti ha anche altre strade. Allora, noi dobbiamo cercare di tenere insieme queste cose, però con gli obiettivi chiari che ci siamo dati. Chiarire cos'è welfare
perché oggi appunto c'è di tutto e di più. Citava il professore l'articolo 51, ogni tanto si aggiunge qualche cosa, no? Abbiamo sempre le aggiunte, abbiamo l'ultima circolare sui 600 euro, le bollette non bollette, altro o non altro, però insomma rischiamo di agevolare delle cose ma non avendo la garanzia del resto. Quindi prima partiamo da avere la garanzia di un welfare universale e poi tutto questo deve essere integrativo e complementare. Grazie Tiziana anche per la puntualizzazione finale, che è una cosa di fondamentale importanza. Quando manca la regia si aggrava questo problema di avere soprattutto una parte del paese, si va a vedere che con il secondo welfare, con il welfare complementare, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, tanto per non girarci intorno, spesso hanno degli standard, no, di intervento che si sta un po' allontanando dal resto del paese. Matteo Ribon, prego. Allora, grazie dottor Romano, grazie anche dell'invito. Partirei dalla prima domanda. Allora, quale valore aggiunto alla bilateralità? I colleghi che mi hanno preceduto hanno comunque evidenziato, anche i presidenti degli enti bilaterali e direttori di Solidarietà Veneto hanno evidenziato qual è il valore. Il problema è che ce lo raccontiamo sempre in casa e ce lo raccontiamo tra addetti ai lavori e nell'inconsapevolezza, parziale inconsapevolezza, anche di molte aziende e di molti lavoratori dei settori coinvolti. Allora, la prima regola dovrebbe essere questa, cioè il valore va diffuso e percepito e allargato, a prescindere che sia grande o piccolo, perché ci siamo detti, lo sappiamo che siamo un'esperienza interessante a livello nazionale. C'è il primo fondo di solidarietà, di previdenza complementare territoriale, c'è il fondo di sanità integrativa territoriale, c'è l'ente bilaterale artigianato territoriale, ma fuori dal Veneto non sempre siamo considerati un valore aggiunto, molte volte, a parte per gli addetti ai lavori, molte volte viene visto in maniera distorta. Primo elemento. Perché quando io la battuta l'ho fatta più volte, ma la ripeto anche qui, paragoniamo Luxottica all'ente bilaterale artigianato Veneto. Ma seriamente. E se lo facciamo possiamo anche dire che non sono paragonabili, ma possono essere messi vicino come importanza dell'azione. Mentre dal punto di vista dell'esterno la forza comunicativa di impatto, di azione che viene fatta da Luxottica è NX volte maggiore rispetto a quella che riusciamo a dare alla nostra forza bilaterale. E questo è un tema su cui dobbiamo ragionare, anche perché, come è stato detto più volte, il nostro lavoro è un lavoro congiunto di 3 parti datoriali e 3 parti sindacali, maggiormente rappresentative, che hanno fatto uno sforzo collettivo di ragionare assieme e nonostante tutto continuano sempre e comunque a ragionare assieme anche nella visione, per cui ripeteremo delle cose ma difficilmente ci sarà un contrasto netto sul pensiero evolutivo. Quindi io partirei da questo, che è la prima cosa che volevo sottolineare. E abbiamo fatto anche delle sperimentazioni interessanti, cioè le campagne straordinarie sono un'azione dove misuriamo un importo definito, decidiamo che c'è un problema, non è che l'abbiamo deciso noi, è il mondo che sta girando tutto nelle sfighe, nelle sfortune, nelle cose complicate, e facciamo delle azioni immediate di supporto ai lavoratori e alle imprese. L'abbiamo fatto nella tempesta Vaia, nell'alluvione, cioè nel periodo del Covid, nelle problematiche dell'energia. Chiunque ne ha usufruito si rende conto di una cosa concretissima e immediata. Tanto poco che sia, ma questo abbiamo detto anche dentro queste mura, l'ente bilaterale ha fatto delle azioni
le strutture istituzionali ci hanno messo o ci stanno mettendo molto più tempo a rispondere a delle emergenze quotidiane, quindi è anche da pungolo per la politica in generale. Secondo elemento, attraverso la contrattazione, con la contrattazione, necessario la centralità della contrattazione. Io dico anche un altro elemento: il ruolo regionale è un elemento distintivo, ma è un elemento anche, diciamo, un livello minimo per poter fare questo tipo, mettere in piedi questo tipo di impianto. Da questo livello non ci chiodiamo, nel senso che questo lavoro in questa modalità qui ha prodotto tutta una serie di operazioni che vanno rafforzate. Il resto può essere integrato, ma questo livello è un livello importante che va mantenuto forte, ma non perché crediamo che la regione sia più forte della provincia, del comune, ma perché abbiamo sperimentato che questo livello è in grado di dare una massa critica, una forza per poter rispondere alle esigenze che abbiamo. Quindi io lo sottolineerei perché è un elemento importante. L'altra cosa che mi permetto di dire è riguardo all'artigianato. Allora, la legge dell'artigianato è del 1985 e noi abbiamo centinaia e centinaia di imprese che sono passate da 14 dipendenti in su e sono e rimarranno e vorranno sempre essere artigiane. Questo tema ci impone un'evoluzione, che è un'evoluzione che non è che decidiamo solo noi, però è un'evoluzione importante. Secondo elemento, l'artigianato purtroppo è scritto nella Costituzione italiana, è un elemento che per sua natura deve avere una particolare attenzione e quindi il legislatore, ci va bene fare degli esperimenti sull'artigianato, perché in realtà se parliamo di sostenibilità l'artigianato non può essere distante da questo criterio. Se parliamo di welfare, l'artigianato non può essere distante da questo criterio, per la sua natura intrinseca. Cioè non c'è niente da fare su questo. Però noi abbiamo fatto grandi sperimentazioni e lavoro, adesso siamo arrivati a un punto. Qual è il punto? E il punto nodale è quello di fare in modo che la bilateralità faccia un salto ancora più alto, cioè arrivi attraverso le azioni che stiamo sperimentando e che abbiamo appena iniziato, di relazione col pubblico, cioè di sinergia con il pubblico, ad essere veramente determinante in termini di rapporto sul territorio, anche con cose fisiche e concrete. Ci avevano fatti degli esempi, gli asili nido, le problematiche legate alla o nido o comunque asili in generale, le problematiche legate alla non autosufficienza, tutta una serie di questioni che sono della comunità e che possono essere spinte dalla nostra attività, dal nostro lavoro. Credo che abbiamo, a parte la voglia di spingere questa azione, ma anche un po' di esperienza nel poterlo testare, dobbiamo fare un salto ulteriore di qualità, cioè non possiamo limitarci, e qui arrivo alla conclusione, alla parte relativa di sistemazione di elementi di welfare, ma dobbiamo anche proporre un'idea di welfare che guarda anche alle imprese che vogliamo, alla dinamica dell'artigianato e delle imprese che vogliamo, che comunque non diventeranno grandi giganti e popolate di migliaia di dipendenti, ma tutte insieme possono avere una strategia collettiva per la comunità. Allora, Gino Gregnanin della segreteria veneta della UIL. Allora, diciamo che più che buongiorno, quasi buon pranzo, insomma, o buon aperitivo tra poco, insomma, dai. Comunque ringrazio Welfare Veneto per questa iniziativa, come ieri è stata anche una grande iniziativa quella che è stata fatta all'università per quanto riguarda Veneto Lavoro. Credo che la bilateralità, se partiamo, io posso
dirlo perché oltre per l'artigianato, che chiaramente è quello l'ordine del giorno, la conosco bene, so che insomma la prima cassa edile che ha avuto a livello mutualistico della bilateralità è del 1° aprile del 1919, più di 100 anni. La bilateralità ha un valore intrinseco molto forte perché dentro la bilateralità, oltre a dare prestazioni ai lavoratori e prestazioni alle imprese, e cioè attraverso servizi, attraverso quello che è il rapporto che c'è all'interno della bilateralità, è fondamentale. Oggi ho sentito insomma tutto quello che è il valore della bilateralità che noi dobbiamo portare all'interno, perché all'interno c'è la contrattazione stessa, la contrattazione che porta anche lì deve essere fatta tra le parti sociali che portano dei risultati, non c'è un'iniziativa sostanzialmente del singolo datore di lavoro o del singolo lavoratore. Noi su questo è fondamentale portare all'interno della bilateralità tutto questo mondo, come le prestazioni sanitarie attraverso anche San in Veneto. Posso portare un'esperienza in tal senso, noi avevamo prestazioni sanitarie all'interno di ogni cassa. Abbiamo fatto un accordo, l'hanno firmato i nazionali, abbiamo fatto un accordo a livello nazionale per dare riscontro ad altri lavoratori che non avevano le prestazioni sanitarie, che si chiama Sanedi. Posso dire che fino adesso non so se migliorerà o meno, ci vorrà del tempo, ma la prestazione che noi abbiamo con San in Veneto non c'è paragone. Il dottor Rigotto, che conosco bene, che ci conosciamo bene, era direttore di Edilcassa. Noi, per quanto riguarda le prestazioni che eravamo con Edilcassa, non ce n'era per nessuno e che stanno ovviamente erogando. Auspico che venga potenziata sempre di più attraverso anche quell'ultimo accordo con la Berica San in Veneto, c'è stato quell'accordo sottoscritto che sono state date prestazioni ulteriori. Solidarietà Veneto, dice Tiziana, un altro mondo, ecco, Solidarietà Veneto, anche lì come diceva il direttore, insomma, c'è anche lì attraverso la previdenza complementare. Dobbiamo toccare il tasto della previdenza complementare perché i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri figli, voglio richiamare quell'espressione del direttore, che deve essere frutto di portare i lavoratori, sapendo benissimo che la pensione del domani sarà veramente difficile per i giovani, ma dobbiamo portarli a avvicinare, che sia Solidarietà Veneto, che sia tutte quelle forme di previdenza complementare che diano risposte ai giovani in futuro. La sanità, ovviamente sappiamo che la sanità dal punto di vista pubblico quale pecche, e ci sono prestazioni sanitarie che vanno a sostenere a volte le mancanze stesse della sanità pubblica ed è integrativa. Ripeto, è sempre integrativa, perché il nostro obiettivo è di puntare ovviamente al potenziamento della sanità pubblica. Quello che è le prestazioni sanitarie dei vari fondi devono essere fatti in un altro modo. Questo va a colmare anche sul discorso del welfare sociale che diceva il professore. Bisogna valutare bene la fiscalità, perché le prestazioni che vengono erogate attualmente dagli enti bilaterali hanno una tassazione, non c'è ombra di dubbio. È chiaro che dentro il welfare sociale non può essere un qualcosa di diverso, perché la trattativa che sta avvenendo in diverse aziende è direttamente del datore di lavoro che va a trattare con il lavoratore o che va ad escludere a volte la contrattazione, non che noi come sindacato non vogliamo esserci, ma viene governata attraverso un percorso di contrattazione per portare anche il welfare sociale all'interno della bilateralità, ovviamente trovando una norma di legge che non possa
essere tassata, perché se viene tassata non ha più quell'efficacia che ha come welfare sociale. La dottoressa diceva il terzo settore, sì, il terzo settore ovviamente dobbiamo, la dottoressa Maino, ma anche lì ragionare per quanto riguarda il terzo settore, dove collocarlo, dove trovare una forma di welfare per includere nel terzo settore, e lì abbiamo ancora tanta strada credo da fare per quanto riguarda la contrattazione e altro. Grazie. Grazie. Ultimo contributo dalla tavola rotonda a Gianfranco Refosco, segretario generale CISL del Veneto. Prego Gianfranco. Grazie Luca. Grazie anche per questa mattinata densa, anche questa molto stimolante, e quindi un ringraziamento a Tiziano Barone, a Veneto Lavoro e a Veneto Welfare. Sottolineo che parto con questa riflessione anche per rilanciare un po', no, rispetto all'incontro di oggi. La bilateralità è molto più che artigianato, anche nel nostro territorio. Lo sottolineo perché si parlava di edilizia, ma abbiamo una bilateralità diffusa in agricoltura, nel commercio, nel terziario, nel turismo. È un mondo molto più variegato e articolato che sarebbe interessante provare a mettere a sistema, no? Anche a seguito della legge regionale sul welfare integrato. Diciamo una delle sfide che noi come sindacato viviamo un po' su tutti i tavoli è anche quella di costruire integrazione fra i vari sistemi di bilateralità. Poi, venendo alle domande fatte da Luca Romano, la prima: qual è il valore della bilateralità artigiana? Mi concentro sull'artigianato, però faccio una riflessione preliminare che vale per tutti. Io penso che noi dobbiamo ricordarci che la scelta bilaterale ha dentro di sé, dal punto di vista proprio filosofico, una scelta partecipativa del sindacato. Io, se dovessi indicare quelli che sono i 3 pilastri della bilateralità che appoggiano sulla contrattazione, sono proprio la partecipazione strategica alla vita delle imprese, la sussidiarietà e la mutualità. Questi sono i valori intrecciati, no? Allora, se io devo ragionare sul valore della bilateralità artigiana, mi interrogo in questo momento in un'ottica anche di medio e lungo termine, in mezzo a un cambiamento dirompente da tanti punti di vista, su quelle che sono le sfide evolutive del sistema artigiano veneto. Io ne vedo almeno 3 di sfide evolutive che, se non vengono superate, mettono in discussione proprio il sistema. Il primo è quello la prima sfida evolutiva è quella, qualcuno lo citava prima, delle competenze delle persone. Bisogna far crescere la capacità delle imprese di far crescere la capacità delle imprese di generare nuove competenze e di essere attrattivi. La seconda sfida oggi non è più, come era magari qualche anno fa, il tema del costo del lavoro, ma invece è la capacità delle imprese di essere attrattive nei confronti dei lavoratori, soprattutto di quelli che portano con sé competenze e innovazione. Si è rovesciato da questo punto di vista il paradigma, e oggi il problema dell'impresa si sta rovesciando anche il paradigma della flessibilità, no? Oggi il problema non è più il lavoratore che soffre, c'è ancora, adesso sto ragionando un po' per assurdo, la flessibilità, la precarietà c'è ancora, ma il problema delle imprese è che molto spesso sono le persone che scelgono di cambiare e che quindi mettono in difficoltà la continuità lavorativa. E la terza grande sfida evolutiva, quella principale, in realtà è quella della produttività, perché tutti i dati ci dicono che se noi andiamo a analizzare la produttività del paese, misurando la produttività delle medie e grandi imprese, noi siamo sopra i livelli dei paesi competitori, parlo di Francia e Germania. Dove noi abbiamo un deficit di produttività da recuperare è proprio nelle piccole e micro imprese. E allora, siccome lo sappiamo che a noi piace dire che piccolo è bello e che le strategie di accorpamento, reti, vanno poco distante, probabilmente il tema della partecipazione strategica tramite la bilateralità vuol dire mettere un po' a sistema le varie imprese di settore perché lavorino insieme. Allora, rispetto a queste 3 grandi sfide, la bilateralità sta già provando, ma sempre di più dovrà dare delle risposte, no? Se l'ente bilaterale non diventa sempre di più ente che gestisce anche il mercato del lavoro interno del comparto
e non crea un'interazione più forte con le scuole professionali, con gli istituti tecnici, con gli ITS e con gli enti di formazione, non dà un servizio alle imprese che, se ognuna si deve arrangiare, una cosa che lo faccia Fincantieri o Luxottica, l'altra che lo faccia l'imprenditore che ha diciamo anche altre priorità quotidianamente. Per la fidelizzazione io penso che gli strumenti bilaterali costruiti siano elemento importante, no? È stato spiegato, non serve che dica niente, fondamentale per fidelizzare i lavoratori. Per quello che riguarda questo tema della produttività, o noi lavoriamo come sistema o altrimenti altrimenti ci lavora qualcun altro, ecco, lo dico così, no? Pensiamo all'acconciatura estetica, no? O mettiamo insieme in un progetto di rete chi fa questo lavoro nel territorio tramite non solo le associazioni ma anche la bilateralità, oppure li sta mettendo insieme i fornitori dei prodotti che gli fanno la formazione, che gli fanno le strategie, che gli fanno l'immagine, che gli organizzano il lavoro. Lo stesso vale per i meccanici auto, o si organizzano mettendosi in rete, e se no sono le grandi imprese che li mettono in rete tramite i software di diagnostica e diventano meramente esecutori. Quindi qui c'è un salto strategico da fare. Cosa facciamo come bilateralità? Ecco, questa è una sfida importante da mettere in campo. La seconda domanda, vado veloce perché qua ci sarebbe insomma da farci i convegni su queste robe qua, sul welfare. Io penso che non possiamo, io penso che il welfare che deriva dalla contrattazione sia necessariamente un welfare integrativo, migliorativo, no? Di supporto, di miglioramento rispetto al welfare pubblico, però qui ha ragione Stefano, il direttore di Solidarietà Veneto, cioè quello è il disegno strategico della politica rispetto alla sanità, rispetto alla previdenza, rispetto all'assistenza, alla non autosufficienza, no? Dentro a un disegno strategico che noi dovremmo assumersi anche la responsabilità di contribuire maggiormente a delineare. La bilateralità può essere non solo complementarietà ma anche fattore volano di crescita della capacità di generare nuovo welfare, di rinnovarlo, di migliorarlo e anche di creare migliori solidarietà, come dall'esempio molto interessante anche della dottoressa Maino sull'attivazione tramite le risorse della bilateralità e della contrattazione che rafforzino le reti territoriali di welfare. Ecco, quindi io penso che anche su questo chiaramente non possiamo fare un welfare sostitutivo, no? Perché noi vogliamo uno Stato protagonista e vogliamo che le istituzioni pubbliche continuino a determinare l'indirizzo strategico, però certamente in un'ottica non difensiva ma proprio di miglioramento del sistema di welfare la bilateralità può costruire delle opportunità molto interessanti. Grazie. Mi sono arrivate alcune richieste di secondo giro, ma... posso? Sì. Scusate perché nessuno aveva risposto alla signora. Io le rispondo tecnicamente no. No. Cioè, no, nel senso che la bilateralità, almeno per come la vedo io, ha già un suo catalogo di prestazioni da erogare e che eroga a imprese e lavoratori. Penso che il tema della tassazione sia che se io do un sussidio per i libri di scuola con la bilateralità viene tassato, se lo do con il welfare non viene tassato. Allora, per come lo vediamo, significa cosa? Significa che questo è il catalogo, non c'è poi da costruire ulteriori cataloghi aggiuntivi, si tratta di cambiare... Sì, facciamo un passo alla volta, prima sarebbe interessante avere... Quando si è modificata la normativa, noi abbiamo fatto un lavoro immane come bilateralità. Abbiamo verificato tutte le prestazioni, abbiamo verificato la possibilità, questa possibilità, ma l'ente bilaterale è un ente che non può fare attività commerciale, neanche se è gratuita non la può erogare, quindi non è che può dire mi metto a disposizione con queste prestazioni anche di una contrattazione di un'azienda, no? Un'azienda dice ma a me vanno bene quelle 4 prestazioni dell'EBA, scelgo quelle 4, contribuisco per quelle 4, noi questa verifica giuridica se non cambia la norma oggi no, quindi
Sì. Esatto, base associativa, certamente. Benissimo. E quindi per Veneto Welfare, Veneto Lavoro ovviamente abbiamo raccolto una serie di spunti anche per organizzare i prossimi momenti. La bilateralità non diventa trilaterale, ma comunque il soggetto pubblico stra interessato a un'evoluzione del sistema in una direzione come quella che è stata indicata questa mattina. Quindi darei la parola video online al Presidente Treu, che completerà con il suo intervento la giornata. Saluto tutti i partecipanti al convegno vostro. Mi spiace di non essere con voi in persona, mi sarebbe stato molto gradito sia per l'argomento del vostro incontro, sia per il fatto che venire a Venezia per me è sempre un piacere. Purtroppo questo è un periodo in cui gli eventi romani ci vincolano, quindi non ho potuto neanche sentire i vostri interventi. Vedo che il tema è molto caro anche a me, non posso non ricordare che le prime esperienze di sostegno, tra l'altro, agli vari fenomeni in manifestazione della bilateralità sono stati da me promossi ancora molti anni fa, in particolare, in generale gli enti bilaterali e la bilateralità, ma poi in particolare anche il fatto che questi istituti dovessero avere anche una dimensione nazionale, ma che fossero molto importanti per la presenza sul territorio. In questo caso il Veneto, insomma, è stato un pioniere e ha anche dato, come voi dite nella vostra presentazione, un grande sviluppo alle diverse forme di intervento, di competenze di queste bilateralità. Io in primis sottolineo proprio questo punto: le funzioni si sono allargate molto, in particolare di certi enti bilaterali come il vostro, e ormai sono diventati degli operatori non solo del welfare ma anche del mercato del lavoro a tutto tondo. Siamo, se volete, appunto la formazione da una parte, il sostegno al reddito dall'altra, ma poi la previdenza complementare e ora, nel caso vostro, anche la sanità integrativa. Insomma, sono sostanzialmente tutte le principali aree del welfare complementare rispetto al welfare pubblico di base. E sottolineo il primo punto: il fatto di avere tante competenze è una ricchezza, sia perché si impara a gestire tutti questi diversi aspetti e quindi si fa un'esperienza multidisciplinare, se volete, ma anche perché si possono valorizzare sinergie tra le diverse attività, cosa che spesso non si fa neanche nel welfare di base. Quindi questo è il primo punto: incoraggio il vostro ente, la vostra bilateralità, di massimizzare le opportunità che possono venire da queste sinergie. Sottolineo in particolare un aspetto e poi passo all'argomento che voi avete affrontato più a fondo, che riguarda in particolare appunto la bilateralità e il welfare. Io credo che in questo momento di crisi, ma anche di crisi ricorrenti, comprese le crisi che si spera siamo riusciti a superare, come quella del Covid, in questi momenti, insomma, i bisogni di sostegno si intensificano, addirittura si drammatizzano in qualche caso, e per esempio sottolineerei che la fase che si apre adesso, comunque già aperta, e sarà sempre più importante anche per l'impulso del Piano Nazionale di Ripresa, ha a che fare con le transizioni ecologica e digitale. Queste transizioni comporteranno la dislocazione di risorse sia materiali, sia di capitali, sia umane, di grande dimensione, tra settori in crescita, settori in declino. Quindi abbiamo un compito senza precedenti nel passato di gestione di queste transizioni per gli aspetti della formazione in particolare e del sostegno alle transizioni. Ecco, questa
è una sfida per il sistema pubblico, le politiche pubbliche, però voi avete i bracci operativi che sono appunto la formazione e il sostegno al reddito, e credo che potreste diventare strumenti integrati, usare questi come strumenti integrati di gestione delle transizioni. Io ho cercato anche al CNEL e nel tavolo di partenariato di sottolineare la necessità appunto che queste transizioni vengano gestite in modo da ridurre i traumi che possono esserci, da ottimizzare le possibilità. E ripeto, siete tra quelli in grado di poterlo fare perché avete appunto i bracci operativi su entrambi i versanti. Per venire specificamente al welfare, come molti di noi, vedo chi è intervenuto qui, ha un'esperienza da anni, noi stiamo seguendo anche io personalmente l'evoluzione del welfare integrativo, complementare, i vari tipi di benefit e poi ovviamente la previdenza e la sanità. Bene, uno dei punti difficili ma da affrontare è che mentre sanità, in realtà tutti, sia sanità che previdenza e anche i benefit, fringe benefits come si chiamano, sono sviluppati ma non ancora a sufficienza, soprattutto alcuni fanno fatica, la previdenza complementare fatica a crescere, anche perché c'è un regime fiscale non sufficientemente favorevole, e così pure i benefit, il welfare aziendale, e si concentrano spesso sulle grandi aziende, mentre il territorio delle piccole e piccolissime è più difficile da raggiungere con gli strumenti tradizionali. Per cui io credo che in questo settore la funzione della bilateralità è proprio quella di estendere e coordinare, rendere accessibili a tutti questi pilastri del welfare contrattuale, la previdenza che sta soffrendo molto, la sanità va più facilmente forse, qui ha bisogno magari di regole un po' più precise, e appunto anche dei benefits aziendali. E questo significa appunto anche rimediare a uno dei rischi che ha questo welfare contrattuale, di essere appunto non un fattore di allargamento degli accessi e di uguaglianza, ma magari un fattore invece, se non di discriminazione, ma certo del fatto che si cresce soprattutto nelle aree in cui c'è già la più facile possibilità di sviluppo. Quindi l'estensione con la vostra rete sul territorio è una garanzia non solo di qualità ma di giustizia, per cui io faccio appunto, sostengo una vostra azione in questa direzione, sono sicuro che la state già facendo, in modo che dalle esperienze migliori di livello aziendale derivino anche esperienze di welfare territoriale. So che Franca Mai non ne parlerà, ne ha già parlato, e poi ha coltivato questo aspetto che mi sembra fondamentale, perché il tessuto delle piccole imprese ha bisogno di qualificarsi sia dal punto di vista produttivo della politica industriale, ma anche sotto l'aspetto del welfare. Un'ultima osservazione più generale, in realtà, proprio perché le forme di bilateralità si sono ampliate come ambito di applicazione e sono anche cresciute come quantità, mobilitano risorse anche finanziarie consistenti, è molto importante che ci sia appunto una sinergia al vostro interno. Secondo, un coordinamento nazionale. So quanto l'autonomia è cara al Veneto, a parte quella diciamo istituzionale, anche l'autonomia nelle forme contrattuali e in questo caso di welfare. Ecco, però è necessario che ci sia un coordinamento e potenziare appunto le specificità, senza dimenticare che c'è bisogno anche di una rete che abbia diffusione omogenea sul territorio. Ultima cosa, proprio la crescita che c'è stata, in caso particolare nei sistemi della bilateralità regionale, ma anche in generale, richiederà a un certo punto, noi ci abbiamo pensato un po' anche con qualche momento a livello parlamentare, ma adesso non
è ancora all'ordine del giorno, ma credo che prima o poi sarebbe necessario mettere in mano a qualche forma di riordino della normativa, in particolare, e io sto attento a non invadere ovviamente l'autonomia contrattuale, ma alcune regole di quadro che armonizzino il sistema, che diano quindi linee guida soft, non certamente invasive, e che prevedano per esempio dei controlli omogenei. I controlli sono spesso, dato che si svolge una funzione pubblica anche se si è privati, e i controlli sono spesso disordinati, scoordinati, insomma occorrerebbe pensare, partendo da voi, pensateci anche anzitutto voi, una normativa di riordino, non di contesto unico, ma insomma alcune linee guida che mettano in ordine il più possibile, quindi valorizzino l'autonomia senza per evitare anche dispersioni, ma appunto perché queste manifestazioni, diciamo, di sussidiarietà siano ottimizzate e inserite in un quadro omogeneo anche di regole. Vi ringrazio, vi complimento per la vostra attività e vi faccio tanti auguri. Saluto tutti. Vi ringrazio tutti per la partecipazione di oggi. Noi come unità operativa Veneto Welfare abbiamo colto molti spunti di riflessione su cui lavoreremo. Chiediamo ovviamente la vostra collaborazione nel lavorare insieme con noi. Ringrazio i colleghi dell'unità operativa Veneto Welfare, ringrazio anche i colleghi della redazione di Click Lavoro, sempre di Veneto Lavoro, riguardo anche i tecnici della Regione Veneto che ci hanno ospitato oggi per fare la diretta sul canale YouTube della Regione. Prima dell'aperitivo finale io vi chiedo una cortesia di firmare il modello sulla privacy, perché voi sapete che la normativa è molto stringente, oggi qualsiasi cosa è privacy, quindi per la nostra garanzia e la vostra lo lascio qui a tutti quelli che si sono avvicendati sul tavolo, chiedo la cortesia di firmare, l'occasione anche per augurarvi un Santo Natale.